Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi con il consueto spazio di informazione di Antenna 3. Saremo insieme fino alle 14.30, è prevista anche per oggi alle 12.30 il collegamento con il Presidente Luca Zaia per la lunga diretta dall'unità di crisi di Marghera, conferenza stampa convocata anche per questa giornata, quindi cercheremo un po' di capire quali sono le novità dal punto di vista dei numeri. Sapete che l'epidemia pare sia in calo in Veneto, anche i dati sono buoni, soprattutto nella Marca trevigiana, ma insomma il dottor Rigoli ha detto è troppo presto per cantare vittoria, però i numeri iniziano ad essere confortanti. Oggi è il giorno dopo di tante cose, il giorno dopo del giuramento di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Pensate che ha già firmato 17 provvedimenti e uno di questi è proprio l'imposizione della mascherina, quindi ha introdotto negli Stati Uniti l'obbligo di indossare la mascherina. E poi è il giorno dopo dell'incontro tra il Premier Conte e il Presidente della Repubblica Mattarella, ed oggi è anche il giorno in cui il centrodestra incontrerà il Presidente della Repubblica per rivendicare invece la loro richiesta di ritorno al voto alla luce dei numeri che Conte ha avuto in Senato. Allora parleremo proprio di questo e partiamo da qui, dalla politica. Io ringrazio i nostri ospiti, entrambi collegati con la piattaforma Skype. Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. Buongiorno Alberto, grazie. E poi siamo grazie dell'invito. Con Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle, quindi avete visto abbiamo creato, buongiorno, Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Allora brevemente, prima di dirvi un'altra notizia di cronaca con cui si apre questa giornata, parto da lei Villanova. Oggi il centrodestra incontrerà Mattarella, sostanzialmente ce lo conferma, la richiesta è quella di tornare al voto. Ma io credo che la richiesta sia quella di intervenire per il Presidente della Repubblica, perché abbiamo un governo che ha ottenuto una finta maggioranza al Senato, considerando che ha preso anche i voti dei senatori a vita e di alcuni scappati di casa, e è un governo che nelle commissioni del Senato non ha assolutamente la maggioranza. Mi sembra di aver letto che abbia la maggioranza in una delle commissioni. Questo vuol dire che viene bloccato totalmente quella che può essere l'attività del governo al Senato, quindi praticamente di tutta l'attività di questo esecutivo. Quindi io penso sia anche giusto che il Presidente della Repubblica intervenga, perché in questa situazione un governo non può affrontare una crisi come quella che stiamo vivendo, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Poi vorrei anche far notare che stiamo vivendo una drammatica situazione per quello che riguarda i vaccini, con un taglio di quelli che sono gli arrivi, e in questo momento il governo, invece di occuparsi di questa situazione, si deve occupare di andare a rastrellare i vari Ciampolillo e compagnia al Senato. Quindi penso sia una situazione che crea danni al nostro Paese. Ecco, ma il centrodestra sarebbe pronto a prendere in mano il Paese? Beh, credo proprio di sì. Piuttosto di vedere una situazione come questa, io credo che insomma il centrodestra riesca a possiamo parlare di centrodestra, possiamo parlare di centrodestra unito? Assolutamente sì. Assolutamente sì, io credo che il centrodestra abbia tutte le carte per governare bene questo Paese, sia che si tratti di creare un governo con quella che è, diciamo, il Parlamento attuale, sia che si tratti di andare ad elezioni e quindi affrontare le elezioni assieme per dopo andare a governare. Allora, tra pochissimo torno con lei sulle prime cose che il centrodestra potrebbe fare nel momento in cui prendesse in mano il Paese. Simone Scarabelli, il Movimento 5 Stelle ha assunto un ruolo un po' inaspettato, no? Il Movimento 5 Stelle era il grande rottamatore di certe pratiche della politica, l'abbiamo visto un po', insomma, non dico stare nell'ombra, però insomma cercare di affiancare Conte, ma senza grosse polemiche, senza grosse rivendicazioni. Cioè il Movimento 5 Stelle credo che abbia scelto una nuova linea rispetto a quella che siamo abituati a conoscere, ce lo conferma? Beh, non vedo cos'altro avrebbe dovuto fare il Movimento 5 Stelle se non rimanere e confermare assolutamente una fiducia al Presidente Conte, che dal mio punto di vista è veramente uno dei migliori Presidenti del Consiglio che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni.
Questo lo ha dimostrato non solo grazie a dirette quotidiane, visto che il nostro Presidente del Consiglio non ne fa di dirette quotidiane come invece fa qualcuno magari a livello locale, ma ha saputo, diciamo, dedicare il giusto tempo a questa pandemia, le giuste risorse, e quello che diceva prima il collega Villanova, ex collega a dire il vero, della questione dei vaccini per esempio non ha nulla a che vedere col governo. La questione dei vaccini è data in mano a un commissario Arcuri che non risente assolutamente delle fibrillazioni che accadono in palazzo. I problemi sono invece con la multinazionale Pfizer e secondo me a livello di comunità europea, che dovevano subito mettere in chiaro, ma forse non so se prevedevano uno scenario del genere, la possibilità, in caso che la Pfizer o chiunque altro non avesse garantito le giuste dosi, di poterlo produrre in casa o produrre anche in altri stabilimenti, visto che insomma non è che i vaccini si fanno solo in Pfizer. Senta, Scarabella, ma queste divergenze tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che peraltro insomma erano alleati di governo, si percepivano anche a livello locale? Oppure a livello locale è un'altra partita? Italia Viva a livello locale sinceramente non ci sono state assolutamente nessun tipo di contatto, cioè, già diciamo a livello locale anche il rapporto stesso col Partito Democratico è diverso rispetto a quello che invece avviene a Roma. Figuriamoci con Italia Viva, che non so neanche se sia presente in quanti consigli comunali, in consiglio regionale non c'è più, e prima aveva un solo esponente, quindi proprio a livello locale la questione di Italia Viva non era minimamente considerata. Secondo me a livello nazionale non so se è una questione di omonimia, ma Renzi ha tentato di fare lo sgambetto a Conte come ha fatto l'altro Matteo prima di lui, e credo che l'esito sarà pressoché identico. Quindi lei non crede insomma alle motivazioni di Italia Viva legate a insomma uno sostanziale, cioè lei lo traduce come uno sgambetto, non vede delle motivazioni di fondo a livello di contenuti che di fatto non accomunavano più i due alleati di partito? No, diciamo, le motivazioni alla fine si trovano sempre, cioè quando vuoi fare una rottura qualsiasi cosa, qualsiasi scusa può essere buona, anche se in questo momento qua questo atteggiamento è veramente deleterio. Ci sono questioni che non possono essere accettate né da una parte né dall'altra, per esempio dal nostro punto di vista la questione del MES sanitario. La questione del MES sanitario sia per una questione di risorse che sono disponibili. Non siamo riusciti durante l'estate nemmeno le regioni e le realtà locali a spendere tutti i soldi. Non parlo strettamente del Veneto, ma ci sono state realtà locali che non hanno saputo spendere tutte le risorse, non solo nel campo della sanità, anche nel campo dei trasporti. Quindi prima di andare a richiedere 36 miliardi, che poi non è che bisogna, se ce ne sono 36 siamo obbligati a chiederne 36, però prima si spendano bene le risorse e ci dicano perché, per esempio, quelle che sono state messe a disposizione con Recovery Fund, anche lì una polemica che non stava né in cielo né in terra. La questione dei 9 miliardi, io l'ho letta così, per il Recovery Fund erano stati stanziati 9 miliardi. È logico che tutte le altre attività, tutti gli altri progetti dove venivano impiegate le risorse del Recovery Fund avrebbero liberato altri miliardi poi da usare nel reparto della sanità. Non è che, anche perché il recovery non è fatto prettamente per la sanità, quindi anche quella barzelletta là dei 9 miliardi veramente è puramente strumentale. Quindi lei dice insomma tante cose sono state strumentali. È chi vi accusa di fare campagna acquisti? Adesso Conte deve trovare 10 senatori, ci sono 4-5 giorni. Chi accusa il Conte o comunque insomma anche il Movimento 5 Stelle di fare campagna acquisti? Lei che cosa risponde? Vi ha chiamato in volta Gabbana adesso il collega Villanova. È una repubblica parlamentare, l'abbiamo subita prima quando eravamo all'opposizione, adesso voglio dire, se Conte, se il Partito Democratico, che anche questa cosa qua, si tratta solamente di persone che magari sono uscite nel tempo dal Movimento 5 Stelle che adesso tornano
a votare, e secondo me lo facevano anche prima, la fiducia al governo, oppure quelli di Italia Viva chi sono? Sono persone che sono state elette nel Partito Democratico e che poi, proprio nella nascita del Conte 2, hanno avuto la brillante idea di uscire dal Partito Democratico per seguire Renzi in questo progetto che poi abbiamo visto il successo che ha riscosso anche in termini di sondaggi con Italia Viva. Quindi forse erano più Voltagabbana prima che adesso, insomma. E Villanova, da che cosa partire come centrodestra per fare meglio di quello che sta facendo il governo Conte, secondo lei? Posso prima di rispondere intervenire su quello che ha detto Simone Scarabelli, perché mi fa strano sentir parlare un grillino come un democristiano della Prima Repubblica. Cioè io capisco che siamo una repubblica parlamentare, tutti quanti lo sappiamo, tant'è vero che non stiamo dicendo che non sia una cosa che è vietata, cioè, però sentire un esponente delle 5 Stelle, no? Che per anni come partito, anzi prima era un movimento, adesso diciamo che è diventato un vero partito, come movimento ci hanno detto che loro sarebbero arrivati in Parlamento per cambiare le regole della politica, per aprirla come una scatoletta di tonno, per andare avanti da soli. Si sono alleati prima con noi, dopo col PD, con Renzi, con Leu, adesso con Mastella, Monti, Casini, Ciampolillo. E adesso chi mancherà? Chi andranno a prendere dopo tutto questo elenco di formazioni politiche o di costruttori, perché adesso si chiamano costruttori, non si possono più chiamare Voltagabbana. Scarabelli, cosa risponde? A prescindere da questo discorso che fa Villanova, da chi diciamo si affianca al Movimento 5 Stelle, però sia prima con la Lega che poi con chiunque altro vorrà affiancarsi a questo progetto di governo, noi siamo rimasti fedeli al nostro programma. Secondo me il punto di rottura maggiore che abbiamo avuto col nostro programma è stato il momento in cui abbiamo approvato i decreti sicurezza di Salvini. Quello diciamo è stato l'allontanamento maggiore rispetto diciamo alla nostra natura. Però se si vogliono affiancare che ne so, chiunque altro per fare determinate politiche che vadano per esempio nel solco del super bonus al 110%, perché qua spesso ci dite noi siamo quelli del reddito di cittadinanza, è vero, ma siamo anche quelli che adesso hanno messo in piedi il super bonus al 110%, e qui al nord voglio vedere a quanti fa schifo questo discorso qua, avere la possibilità, diciamo, non dico gratis ma quasi, di ristrutturare la propria casa, addirittura la possibilità di abbattere delle case vecchie, brutte, eccetera, e di poterle ricostruire secondo i migliori standard. Cioè, questo, per esempio, se andasse al governo Salvini e Meloni continuerebbero a fare questa cosa qua, vorrebbero cancellare il reddito di cittadinanza. Cioè, a me viene, diciamo, i brividi, ma io sono di parte all'idea di un governo, diciamo, Salvini e Meloni e come questo poi si collocherebbe anche da un punto di vista di politica internazionale. Però poi su questo gli italiani sono liberi, vogliono votare anche Forza Nuova e mandarla al governo. Liberissimi, la democrazia è fatta così. Villanova, cosa dovrebbero fare allora il centrodestra? Non mi sembra che gli italiani siano proprio liberi di votare, perché ci state provando in tutti i modi a impedirglielo. E poi, insomma, vorrei far notare questo che è nelle disponibilità del Presidente della Repubblica. Gli altri partiti si affiancano a voi, siete voi che vi state affiancando a qualsiasi partito essere vivente che esista in Parlamento pur di restare lì, cioè è questo il vero problema. Detto questo, io credo che le due cose da affrontare sono prima di tutto la parte sanitaria, cioè noi dobbiamo uscire dalla situazione che c'è adesso dal punto di vista sanitario, una situazione veramente drammatica in tutto il mondo. Questo ovviamente non si può fare una colpa al governo per quella che è la situazione sanitaria, però bisogna uscirne. E prima io sentivo dire che il commissario Arcuri non sente delle fibrillazioni del governo, ma il commissario Arcuri è un commissario che è stato nominato dal governo, e un governo forte in carica in questo momento farebbe una causa immediata a Pfizer e andrebbe a fare pressioni immediate in Europa affinché vengano riequilibrate le dosi che vengono mandate nel nostro paese, e invece il governo è impegnato in altri campi, ma questo è evidente. Dopodiché è più di una settimana che vediamo che le dosi che devono arrivare al Veneto o soprattutto
al nord-est, perché stiamo parlando di Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, sono state dimezzate, mentre altre regioni hanno il carico praticamente pieno che gli arriva. Stiamo ancora parlando di come fare il riequilibrio. Un governo in carica che sta governando seriamente in questo momento avrebbe già risolto il problema, in realtà siamo ancora lì a decidere cosa fare, quante portarne o no. Dopodiché c'è la parte economica, e allora prima sentivo parlare del reddito di cittadinanza. Andiamo a vedere come è stato distribuito il reddito di cittadinanza, perché ho visto un articolo proprio l'altro giorno che diceva che solo per la provincia di Napoli sono arrivati più redditi di cittadinanza di Veneto e Lombardia messo assieme. Il recovery plan, quello che è stato presentato dal governo, che sentivo dire di essere un grandissimo recovery plan, ha il 70% delle risorse dedicate al sud, e quindi nel nostro nord Italia viene completamente dimenticato. Le infrastrutture verranno fatte al sud, sia quelle strategiche, sia quelle digitali, sia quelle fisiche verranno fatte al sud, cioè bisogna riequilibrare. Villanova la blocco perché abbiamo ancora un paio di minuti. Allora chiedo a lei, telegrafico, il centrodestra che cosa dovrebbe fare, cosa potrebbe fare se è salito al governo? Mi dà 3-4 punti e dopo passo con Scarabelli invece che cosa mantenere, su cosa continuare a puntare. Parlava del reddito di cittadinanza, quindi insomma ecco, telegrafico, che cosa il centrodestra potrebbe fare con un nuovo governo? Innanzitutto concentrare le risorse per dare i ristori a chi non ha avuto i ristori in questo periodo. Noi dobbiamo fare in modo che l'economia sopravviva alla fase di crisi sanitaria per dopo ripartire. Se noi continuiamo ad avere le attività economiche che non ricevono i ristori, fra poco ci troveremo a non averle più e dopo non è che le puoi riaccendere al momento della ripartenza. Quindi le risorse vanno concentrate a far stare in piedi il sistema economico, che vuol dire sia dal punto di vista dei dipendenti ma soprattutto anche per fare restare in piedi le attività come baristi, ristoratori, che in questo momento stanno pagando la crisi più di altri. Questa secondo me è l'emergenza che va affrontata come primo punto. Grazie, grazie Alberto Villanova, Lega Nord. Simone Scarabella, allora insomma giustamente lei sta difendendo l'operato del governo, su che cosa continuare a puntare e insomma l'appoggio per Conte da chi potrebbe arrivare? Forza Italia? Non lo so, questo non è diciamo, una delle mie preoccupazioni, arriverà da qualcuno, il fatto se si va o no a votare dipende anche dal Presidente della Repubblica e se avrà appunto la convinzione, no, è questione, cioè, secondo me è offensivo rispetto a quello che hai detto prima, cioè, io non credo che il Presidente Mattarella si lascerà prendere in giro né da Conte né da nessun altro, quindi se ci saranno numeri solidi si andrà avanti, altrimenti valuterà lui cosa è meglio fare, se dare un incarico o passare direttamente al voto. Su questo la massima fiducia. Non è stata data l'opportunità. Sulla questione invece di cosa è necessario continuare a fare, secondo me bisogna continuare sul discorso, come ho detto prima, del super bonus, che significa efficientare le nostre case, renderle salubri e mettere in moto l'edilizia nel suo, diciamo, al punto massimo, perché veramente si muovono milioni di cantieri, di artigiani, di partite IVA, eccetera. La stessa cosa bisogna fare con la transizione energetica e con tutti quei lavori che adesso sono messi in crisi, ma erano in crisi anche già da prima. Bisogna fare veramente un enorme sforzo per riconvertire le professionalità. E questa visione del governo dedicato al turismo. C'è nel recovery plan questa visione del governo, in effetti, che lei ci sta raccontando. Devo chiudere, vi devo salutare, cambiamo decisamente argomento con il direttore Francesco Benazzi. Grazie a Simone Scarabella e Alberto Villanova per essersi resi disponibili, insomma, per questo faccia a faccia dell'ora di pranzo. Grazie ancora, buon lavoro ad entrambi. Andiamo in pubblicità, sì, pochi secondi di pubblicità e poi in collegamento con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati, 12:22 di nuovo in onda, crisi di governo. Con questo noi abbiamo aperto questa edizione straordinaria della giornata. Adesso invece parliamo di pandemia con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Direttore, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, direttore, senta, nuove ANSA raccontano di questi ritardi Pfizer che dovrebbero essere colmati a partire dal 25 gennaio. Cioè pare che la Pfizer abbia detto correggiamo, aggiustiamo il tiro. Ad oggi quanto siamo in ritardo? Le chiedo di fare un punto sulla vaccinazione, poi invece parliamo di contagi. Certo, allora guardi, in ritardo, siamo in ritardo, noi il giorno 23 dovevamo fare 7.000 vaccinazioni,
una vaccination day per ovviamente tutti i medici, gli odontoiatri, i farmacisti, il volontariato. Abbiamo dovuto rinviarla a data da destinarsi e noi speriamo sia verso il 10 di febbraio, se effettivamente la Pfizer riesce poi a darci tutte le dosi che ovviamente oggi mancano. Noi con le dosi che sono arrivate ieri riusciamo a fare solo i richiami, che sono circa oltre 15.000, quali sono tutti i richiami fatti nei vari ospedali, compresi gli accreditati San Camillo Monastier, Villa Napoleon e naturalmente tutti i nostri ospedalieri e poi i centri servizi, cioè gli anziani delle case di riposo. Anche se stiamo completando gli anziani delle case di riposo perché è fondamentale, con le dosi che sono arrivate 650, che poi vanno moltiplicate per 2 perché andremo a fare il richiamo, che sono quelle di Moderna. Quindi la situazione, diciamo, dei richiami, per fortuna è tranquilla, perché la Regione sta anche aiutandoci con una ripartizione tra ULSS in modo tale che tutti possiamo fare i richiami. Ma però chiaramente se non arrivano le dosi Pfizer nuove e abbondanti, come quelle che erano state programmate, chiaramente noi siamo bloccati con le vaccinazioni, quindi siamo in ritardo di circa una ventina di giorni rispetto alla tabella, saremo in ritardo rispetto alla tabella che ci eravamo dati. Senta, il dottor Rigoli, primario di microbiologia, ha confermato che i contagi sono in calo, però ha detto attenzione, è troppo presto per cantare vittoria. Come vede questo trend di diminuzione che ormai è partito da circa una settimana? Secondo lei è il risultato di questa lunga zona arancione a cui ormai il Veneto è sottoposto? Guardi, diciamo che la prima volta, cioè il Natale per capirsi, per noi è stato disastroso perché il picco maggiore lo abbiamo avuto dopo Natale, almeno per quanto riguarda la nostra ULSS, con un indice che era uguale R1,36. Oggi siamo sotto lo 0,70. Sicuramente il comportamento dei trevigiani è stato sostanziale perché hanno ovviamente seguito le indicazioni del Presidente Zaia, credo che anche voi l'avete sempre continuamente, lo mettete, fate benissimo e vi ringraziamo. Sì, mascherine, no assembramenti, i trevigiani stanno rispondendo e questo è un segnale importantissimo e positivo. Difatti stiamo calando negli ospedali, ormai siamo a 300 ricoveri rispetto ai 500 che avevamo. Alle Covid Point ormai abbiamo anche l'area più, diciamo, dove avevamo un maggior numero di prevalenza, di incidenza di positivi, che era l'Asolano, siamo intorno al 7-8%, nelle altre realtà siamo intorno al 4%, quindi nella media nazionale, per cui decisamente le cose stanno andando bene. Ecco, incrociamo le dita, sicuramente la vaccinazione ci aiuterà a superare questo periodo, però attenzione, non abbassiamo la guardia perché parlano tutti di terza fase, come dice il professor Palù, e non terza ondata, dove che possibilmente dovrebbe esserci ovviamente un ritorno della pandemia. Noi ci auguriamo di no, sicuramente le scuole, l'apertura delle scuole andrà a influenzare negativamente la trasmissione del virus. Ecco, a questo proposito lei ha toccato il tema dell'apertura delle scuole. Il TAR ha dato ragione in qualche modo al governatore Zaia, che ha posticipato l'apertura delle scuole al 1° di febbraio. C'è stata la sentenza, la diamo adesso in diretta. Alcuni genitori avevano chiesto di poter far tornare a scuola i ragazzi proprio appellandosi a quello che diceva il DPCM, ma invece il TAR ha detto di no. Quindi anche lei ci conferma in qualche modo che la riapertura delle scuole potrà portare ad un nuovo innalzamento dei contagi. Guardi, noi solo adesso, senza aprire le scuole superiori, che sono quelle poi che potrebbero portare proprio, ma perché è normale, è umano, è logico che i giovani stiano meno attenti sostanzialmente all'uso della mascherina, all'assembramento, eccetera. Guardi, noi abbiamo oggi una 60ina di classi in quarantena. Quando erano aperte anche le scuole superiori, secondo grado, eccetera, e queste erano circa 200. Lei capisce che i contagi quindi familiari vengono quadruplicati, quindi è chiaro che il TAR lo ha capito e sono felice di questo, non sapevo della sentenza, la ringrazio, perché ha capito che prima di tutto c'è la salute delle persone e soprattutto c'è il grande segnale etico che dobbiamo dare, evitare che aumenti la mortalità nelle persone over 80, cioè negli anziani.
e questo lo salviamo solo appunto tentando di utilizzare sempre di più mascherine e non assembramenti e stando attenti ad trovare gli anziani, ma soprattutto ovviamente dopo con la vaccinazione andremo a salvaguardare anche queste categorie di persone fragili. Senta, domani si dovrà decidere in base ai nuovi indicatori se il Veneto resterà arancione oppure tornerà ad essere giallo. Le fa un po' paura questo cambio di colore possibile per il Veneto? No, guardi, non mi fa paura, nel senso che io ho anche capito in questo periodo, anche dove c'era la possibilità di andare a casa della gente in 2 persone, eccetera, quindi era lasciata una certa libertà di movimento, anche che i nostri concittadini hanno capito benissimo quanto importante sia rispettare le regole. Questo mi ha fatto un piacere immenso, perché mi sto rendendo conto che effettivamente è entrato nel DNA dei nostri veneti la cultura dell'uso della mascherina e dei non assembramenti, quindi non mi fa paura il giallo. Le devo dire la verità, mi farebbe molta più paura il rientro nella scuola, perché purtroppo è più facile che gli assembramenti siano fatti dai giovani. Senta, a questo proposito voglio farle un'altra domanda. Per quanto riguarda due domande, insomma, dobbiamo farle. La prima è questa: la ripresa dell'attività ordinaria degli ospedali, anche a fronte di questo calo dei contagi, di terapie intensive in qualche modo che si sono liberate, come sta andando? Guardi, il nostro direttore generale, il dottor Flor, nelle riunioni che facciamo quotidiane tra direttori con il dottor Flor e anche col presidente, con l'assessore Lanzarin, ci ha detto: stiamo a vedere come stanno andando appunto i contagi, quindi le positività, come stiamo andando negli ospedali, e se tutto continua, e noi ci auguriamo, incrociamo le dita che sia così, noi possiamo tranquillamente riaprire l'attività soprattutto specialistica, dove tante persone stanno aspettando delle visite, perché noi, come lei sa, facciamo le urgenti e quelle a 10 giorni. Abbiamo bisogno, soprattutto per le patologie croniche, di vedere anche persone che magari hanno bisogno di una visita ogni 30 giorni, ogni 6 mesi, ogni 120 giorni, eccetera, di vederli al più presto, perché queste persone vanno controllate e vanno gestite. Anche se i medici di famiglia, devo dire, stanno facendo un bel lavoro comunque, tenendo, come dire, sempre sotto controllo queste persone con una telefonata, con una anche visita ambulatoriale. Ma credo che quindi, se a febbraio continua questo andamento, si possa tranquillamente iniziare a rifare le visite specialistiche, che sono importanti per tenere sotto controllo ovviamente per le patologie croniche. Non possiamo avere i dati ovviamente, ma secondo lei l'assenza, no, di tutta la parte dedicata alla prevenzione, queste visite specialistiche, si è vista sullo stato di salute del Veneto, della gente veneta? Allora, con molta onestà, noi stiamo comunque facendo le visite, difatti noi, vi dico, rispetto alla prima ondata dove avevamo 40.000 visite galleggianti, cioè che aspettavano, oggi siamo a 14.000. Quindi voglio dire, nel momento in cui noi riapriamo, i nostri collaboratori sono bravissimi, noi riusciamo in tempi abbastanza brevi e anche con l'aiuto dei preaccreditati ad abbattere queste liste. Devo anche dire che le patologie più importanti, quindi quelle cardiovascolari e anche quelle neurologiche, mi riferisco all'IMA, all'infarto del miocardio, come la fibrillazione atriale, come l'ictus, eccetera, ecco, sono sotto controllo, perché i nostri specialisti continuano tranquillamente l'attività. È chiaro che il monitoraggio delle persone con patologie croniche è stato rallentato, anche se, continuo a ribadire, i medici di famiglia hanno comunque continuato a farlo in modo serio, preciso e puntuale. La prevenzione, noi gli screening li facciamo, quindi quella non l'abbiamo abbandonata. È ovvio ed è ragionevole che comunque, se questo contagio comincia ad andare giù come sta andando, si riprenda l'attività ordinaria per quanto riguarda le visite, perché la nostra popolazione ha bisogno ovviamente che si riprenda questa attività ordinaria. Grazie direttore, grazie. Noi siamo in attesa che arrivi il presidente Zaia, vediamo insomma quali saranno le novità. Probabilmente ci sarà un passaggio anche sulla scuola, insomma lei ci ha detto, ha commentato la sentenza del TAR, quindi insomma cerchiamo di capire, di ascoltare che cosa ci dirà. Grazie per la sua disponibilità, buon lavoro.
Grazie anche a voi, grazie. Arrivederci. Allora, io non vedo il monitor, per cui chiedo gentilmente alla regia, fatemi sapere quando arriva, ecco adesso lo vedo, quando arriva il Presidente Zaia. Siamo già in collegamento con la nostra Ilaria Marchiori, che è lì presente come giornalista per il gruppo Media Nord-Est all'unità di crisi di Marghera. Aspettiamo il Presidente Zaia. Intanto vi do questa notizia perché il sottosegretario all'interno Achille Variati, il vicentino Achille Variati, intanto ha dato i dati per quanto riguarda i controlli in Veneto: 26.353 i controlli di questa settimana, 667 le sanzioni e altre 4 persone sono state trovate positive al virus e denunciate per inosservanza. Ecco qua, c'è il Presidente Zaia, allora torniamo dopo con la notizia. Perché? Sotto la mascherina. Solo un secondo. Prego. Buongiorno a tutti innanzitutto. Test molecolari e test rapidi. Qua bisogna scrivere molecolari e rapidi. 3.630.000, 2.360.000, 0,42 i rapidi. E ieri abbiamo fatto, nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 14.971 molecolari e 20.981 rapidi, quindi in totale abbiamo fatto 35.952 tamponi che ci hanno dato questo risultato. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 1.003 positivi. E questo è il dato. Allora, 1.003 positivi su 35.952 tamponi, 2,78% di incidenza. Il numero di positivi dall'inizio sono 302.000, 4,89. Oggi siamo a 53.500 e 57. Di fatto stiamo dimezzando la presenza dei positivi oggi in presenza con le negativizzazioni. I ricoveri totali sono 2.798. Se pensate che eravamo a 3.004 vuol dire 600 letti svuotati. I 2.798 sono così ripartiti: 2.465 nell'area non critica, abbiamo dimesso 95 persone, e 333 in area di terapie intensive, abbiamo dimesso 5 persone. I deceduti sono 8.364 più 108 purtroppo, e purtroppo questa è la coda dell'infezione e la curva dell'infezione che diciamo calerà per ultima, no? Lo dicevamo sempre, no? Abbiamo prima il ricovero in area non critica, poi sale le terapie intensive e poi cominciano i decessi. Quindi la parte che calerà purtroppo per ultima sarà quella dei decessi. I dimessi in totale sono 13.323, 140 anche ieri. Io in tutta sincerità sono preoccupato del fatto che non vengano letti questi dati, che sono buoni dati da un punto di vista dell'infezione, cioè del calo che abbiamo, che non vengano letti come, so che sono ossessivo, però ve lo dico, che non vengano letti come il problema è risolto, basta, adesso dobbiamo cercare di essere invece molto attenti. Fra l'altro il tema della vaccinazione, avete visto anche i dati, è un tema che ci porta ad avere ancora una settimana a rilento, e questo non aiuta, anche perché speravamo veramente di chiudere per gennaio tutta la partita del primo target, della prima popolazione target che è identificata, che erano gli operatori della sanità, delle case di riposo e gli ospiti delle case di riposo, e passare subito alle categorie essenziali e incentivare ovviamente la vaccinazione degli ultra ottantenni, che fra l'altro noi diciamo ultra ottantenni, ma abbiamo chiesto che si faccia ultra 75 anni, in maniera tale che diciamo lo spettro d'azione sia ancora più importante.
Quindi l'invito ai cittadini che faccio è quello di usare la mascherina, di avere assolutamente massima attenzione per evitare gli assembramenti, e questo lo possiamo fare, e di capire che il virus c'è ancora. La notizia della scuola la sapete già, immagino, che è quella che il TAR non ha dato la sospensione, e quindi è una risposta, posso dire, al di là del contenuto, e che non è una battaglia di religione che la Regione ha fatto, e ve l'ho detto in questi giorni, però è una bella notizia per un altro motivo. Vi ricordate quante volte è stata detta la frase sono ricorsi fotocopia e sarà inevitabile che le sentenze siano fotocopia? Io ieri vi ho detto, guardate, io spero ancora che si vada nel merito, penso che, e ringrazio i giudici amministrativi che a volte ci puniscono, no? A volte non la pensano come noi, a volte sì, come in questo caso, hanno valutato fino in fondo la nostra memoria, quella del direttore del scolastico regionale, e penso che le motivazioni ci siano state tutte, è l'ulteriore dimostrazione che qui non si fanno le ordinanze per partito preso. A me è veramente dispiaciuto che qualcuno continui ancora a far credere che si fanno per queste motivazioni. Credetemi che abbiamo molti cittadini che ci chiedono di poter restare in didattica a distanza, e emergeranno questi gruppi, diciamo, di pensiero quando si aprirà la scuola, e vedrete che si rovescerà il tema della protesta o della richiesta. Dopodiché la scuola deve essere in presenza. Il virus purtroppo ha segnato anche la formazione dei nostri ragazzi, e questo non è positivo. Speriamo di venirne fuori velocemente. Sembra che timidamente che ci siano pochissimi, ma ci sono ormai dei casi di influenza. Questo anche magari per tranquillizzare qualche cittadino, sapere che c'è anche l'influenza. Speriamo che immagino che non sarà, spero, un'onda d'urto come tutti gli anni del picco delle influenze, perché sennò veramente rischiamo di svuotare i letti dal Covid e riempirli con le influenze. Io lascerei spazio a voi per le domande, mi sembra più semplice, in maniera tale che andiamo anche più veloci. Un Tosatto, Pederiva, il collega Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, insomma, indubbiamente la sentenza del TAR che ha respinto la sospensiva è un successo per l'amministrazione regionale, o per meglio dire sancisce il fondamento dell'ordinanza. Dagli elementi, dai riscontri che ha, come può riassumerci un po' i termini del confronto? Cioè, probabilmente che cos'è che ha indotto sul piano dei contenuti i giudici a respingere questo ricorso? Io spero, immagino, intanto devo dire che i giudici, da quello che mi riferiscono ovviamente l'avvocato Botteon dell'avvocatura, e anche dal colloquio che ho avuto con la dottoressa Palumbo dell'ufficio scolastico regionale, noi abbiamo guardato in ossequioso silenzio, senza fare il minimo intervento su questa partita. Sono state valutate sicuramente le motivazioni, perché l'ordinanza non era l'ordinanza del partito preso, era stata un'ordinanza dettata. Vi ricordate ieri quando vi ho detto è fondamentale che si vadano a cristallizzare i momenti, no? Guardate la data della firma, andate a vedere cosa avevamo in ospedale in quel momento, perché è facile fare gli eroi o giocare come dico sempre io, la schedina il lunedì mattina. Cioè, noi avevamo firmato un'ordinanza nel momento nel quale si contavano le terapie intensive attive sulle dita di una mano. Attivabili ne avevamo, però voleva dire divorare, colonizzare le altre prestazioni. Quindi le motivazioni è ovvio che sono state, comunque sono solide, perché se no non ci sarebbe stata questa pronunciazione del TAR. Dopodiché immagino che il TAR abbia anche valutato un altro aspetto che è significativo del fatto che i tempi per far ripartire, ormai da qui al 1° di febbraio ci sono 10 giorni, togliendo le festività, quanti giorni restano? 6-7 giorni di scuola. Quindi anche l'efficacia di un eventuale nel dare, diciamo, la sospensiva avrebbe significato anche tutta una mole di organizzazione che non avrebbe portato tutti questi effetti. Però le motivazioni sono alla base di tutto questo.
che i nostri hanno portato, e anche l'ufficio scolastico regionale, rispetto a tutti i temi dell'organizzazione o altro. Però guardate, ecco, scrivete per favore, ve lo chiedo, non cantiamo vittoria, non abbiamo nulla da festeggiare, vorremmo festeggiare l'apertura della scuola con la scomparsa del Covid. Queste sarebbero due cose da festeggiare: uno l'apertura della scuola e l'altro festeggiamento lo facciamo il giorno che finisce sto Covid. A me spiace invece che qualche cittadino l'abbia presa ulteriormente per elemento di scontro politico. Guardate, abbiamo vissuto di tutto in questi mesi e penso che la cosa più terribile, ne parlavo anche con l'assessore Lanzarin e con i nostri, sia stata rappresentata da quelli che fanno parte del partito Io So. Siamo stati, diciamo, bersagliati da gente che sa tutto. Ve lo ricordate le polemiche sulle terapie intensive, le polemiche sul colore dell'area, le polemiche sui pannoloni, le polemiche su tutto. Ecco, io penso che questo non abbia fatto crescere il Veneto, noi dobbiamo fare squadra, non polemiche. A proposito del confronto che c'è stato al TAR, lei ha citato la posizione dell'ufficio scolastico. No, che ha portato i temi organizzativi, immagino che non ha difeso, diciamo, l'ordinanza è nostra e ce la siamo difesa noi, ma so che l'ufficio scolastico regionale ha dato anche una dimensione di cosa significhi far ripartire la macchina, e quindi con tutti i temi organizzativi eccetera. Ma mi pare di ricordare che quando lei presentò l'ordinanza specificò che l'ufficio scolastico regionale, io ho sempre tenuto contatti con la dottoressa Palumbo, in qualche modo fu coinvolta, insomma, in sempre, assolutamente sì, ci ho informata della necessità di fare questa ordinanza, le ho chiesto se eravamo in grado di fornire la didattica a distanza in maniera efficiente, perché se mi avesse detto guarda, la didattica a distanza non si riesce a fare, ci avremmo trovato altre formulazioni, che se avremmo detto che i ragazzi li avremmo divisi in gruppi e avremmo detto alcuni sì, alcuni no, non lo so, avete capito? Guardate, l'ultima roba che vuol fare un governatore è quello di chiudere la scuola. Evidentemente qualcuno non lo ha capito, no? A questo punto, ecco, visto anche l'andamento, mi pare, in caduta, insomma, dei contagi, dei ricoveri, quantomeno la flessione marcata dei contagi e dei ricoveri. È ipotizzabile, insomma, che l'ordinanza vada a scadenza e che dal 1° febbraio la scuola riapra? Ma guardate, noi ci porremo la questione la prossima settimana, perché questo è doveroso capire se la scadenza naturale di questa ordinanza si trasformi in una, ovviamente, non ordinanza, ma ve lo dico semplicemente perché la bottiglia mezza piena ci dice che abbiamo avuto 600 posti letto in meno negli ospedali, la mezza vuota ci dice che abbiamo 2700 persone ricoverate, cioè guardate, non è una passeggiata, e pian piano si tornerà alla normalità, lo diceva anche l'assessore Lanzarin, però lo dobbiamo fare con oculatezza, perché se ci fosse un colpo di vento che ci riporta su non possiamo farci trovare impreparati. Comunque, insomma, se la curva procede con questa intensità ci sono buone prospettive. Abbiamo ancora 10 giorni davanti, pensate che in 10 giorni, se fosse questo il livello, vuol dire che fra 10 giorni siamo sotto le 2000 ricoverati, e vuol dire che nelle terapie intensive avremo più o meno 170-180 persone, se la proporzione è quella. Grazie. Pederiva, il Prego. Gazzettino, dite sempre la testata che io mi dimentico. Allora lo ripeto, Angela Pederiva, il Gazzettino. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Una lettrice, proprio mentre lei parlava, mi scrive per chiedere se le cose restano così sul fronte scuola, una famiglia può eventualmente rifiutare di mandare il ragazzo a scuola in presenza, o resta la necessità della certificazione della fragilità, appunto, dello studente? Questo è l'altro tema sul quale ovviamente si aprono una serie di ragionamenti che stiamo facendo, però al momento non abbiamo nulla da anticipare, ma è esattamente quello che dice la signora che vi ha contattato, è esattamente quello che ho detto io all'inizio dell'apertura della conferenza stampa. Ho detto: vedrete che nel momento in cui non ci sarà più il problema di andare a scuola, ci sarà il problema di chi non vuole andare a scuola,
per motivi di fragilità, di genitori magari in casa che sono degli oncologici o ammalati, dei nonni conviventi, c'è tutto un panorama di esigenze sanitarie che deve essere rispettato. Lo spieghiamo a quelli che pensano che basti dire andate a scuola, perché è facile fare gli eroi con la vita degli altri. Vorrei ricordare che se hai a casa un malato oncologico, ci sono dei ragazzi che si pongono il problema di mettere in sicurezza il genitore, e penso che sia un pensiero nobile, non da Lazzaroni questo qui. Io sono qui per difendere queste persone, perché chi sta bene, sta bene. Quindi operativamente le famiglie dovranno aspettare una valutazione da questo punto di vista? Noi faremo una valutazione a 360 gradi. Sul fronte invece della classificazione, oggi la Fondazione Gimbe dà conto del calo delle curve e lo reputa effetto delle restrizioni da zona rosso-arancione di Natale. Domani sappiamo che è giorno di verdetto, sappiamo che lei Presidente e l'assessore non volete appunto anticipare o forzare valutazioni da questo punto di vista. Chiedo solo l'idea di continuare un'altra settimana in arancione come fu per il Friuli Venezia Giulia, cioè 2 settimane prescritte dai termini giuridici dell'ordinanza più una terza diciamo di assestamento e valutazione, è improbabile? Non lo so dire, anche perché per noi la zona arancione è stata, come si può dire, prudenziale, ma non avente titolo, perché vi ricordo che noi non abbiamo mai avuto in questa seconda ondata, da quando sono state istituite le zone, un colore diverso dal giallo. Cioè i nostri parametri sono sempre stati da giallo. Dopodiché, allora, io penso che il tema del calo possa essere riferito al fattore anche della zona. Però voglio ricordarvi che ci sono delle regioni che si sono fatte il periodo natalizio e oggi chiedono di essere in rosso. Quindi se è vero, per la proprietà transitiva non riesco a spiegarmi la regione, penso alla Sicilia che si è fatta tutte le restrizioni natalizie ha chiesto prima di andare in arancione e adesso ha chiesto di andare in rosso. Però vuol dire che non hanno funzionato le restrizioni. O le altre 4 regioni che sono andate in rosso. Primo. Secondo aspetto, mi permetto di dire, e lo pongo anche come elemento di discussione, vedendo i parametri che abbiamo avuto di ospedalizzazione eccezionali, vi ricordo che punta massima di marzo 2068 pazienti, siamo arrivati a 3004. L'altro aspetto, la mortalità, purtroppo il recupero sui numeri avvenuto in 1 mese e mezzo, 2 mesi al massimo, che ci ha creato una escalation di mortalità. Io penso che qui la terza ondata sia arrivata, perché comunque noi abbiamo dato tanto. Quindi io dubito sempre da quelli che hanno sempre la soluzione, perché io so. Cioè guardate, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Volete una realtà letta bene? Questa ondata che è arrivata a ottobre-novembre, lo dice il civilissimo, efficientissimo Veneto, se fosse arrivata a febbraio ci avrebbe messo in ginocchio. Non avevamo tutte le terapie intensive, perché nessuna regione era strutturata con i parametri di terapia intensiva e abitante come lo è strutturata oggi. Quindi magari abbiamo avuto anche la fortuna di non averla avuta in un momento nel quale avrebbe fatto ancora più danni, cosa che ad esempio è accaduta in Lombardia. Abbiamo capito che il virus non è un virus, ma sono i virus con le mutazioni. Altro aspetto che qualcuno ha voluto banalizzare, però stiamo vedendo in giro per il mondo che pesano queste mutazioni e da noi abbiamo anche dimostrato di avere queste mutazioni. Continuano a dire ma la mutazione non c'entra niente, vabbè, ma il problema sapete qual è? Che tutti questi che parlano non rischiano niente a parlare, perché se uno firmasse a cambiare in bianco per ogni roba che dice avremmo un mondo di muti. Quindi io dico che ho un po' divagato, però volevo anche dire sta roba, che il Veneto, io sono convinto veramente che si è preso sta sventolata, che cioè, capito, tu fermi i fiumi in piena fino a un certo punto. Guardate che i numeri che abbiamo avuto, cioè, sono stati numeri importanti, cioè, ai livelli della peggiore infezione arrivata in Italia, non di una robettina, perché noi abbiamo avuto una concentrazione di ricoveri e di mortalità su un brevissimo periodo, cosa che altri non hanno avuto. E questo è il tema dell'eccezionalità. Guardate i dati e guardate le curve. Noi in 1 mese e mezzo abbiamo avuto quello che altri hanno accumulato in 1 anno, in 10, insomma, in un percorso. E questo è il tema vero.
Ok, mi pare di capire che invece sui vaccini non ci siano novità rispetto a... No, non ci sono novità se non il riequilibrio con la seconda fornitura della prossima settimana, come è stato scritto, e poi io spero che si torni a regime. Questo. Chiudo solo con una sollecitazione di un lettore rispetto al tema degli assembramenti. Lei, prima Presidente, ha richiamato appunto e lo ha ammesso ossessivamente al rispetto di questo tipo di regola. Il lettore faceva presente le immagini che si sono viste in Parlamento in questi giorni e segnatamente in Senato, al centro dell'emiciclo, insomma, senatori piuttosto vicini l'uno all'altro. Ecco, dice, se questo è l'esempio che riceviamo, è difficile poi da cittadini poter obbedire. Ha ragione. Immagino che non possa essere un alibi, però. No, ha ragione, dopodiché non è un alibi, perché se c'è qualcuno che si comporta male noi non possiamo imitarlo, ma dobbiamo fare il contrario. Certo che non è uno spettacolo edificante, questo è poco, ma non spetta a me a fare, come si può dire, il censore, però obiettivamente anche la forma e sostanza. Come quando anche, sono tutte immagini che, capisco. Cioè chiudiamo un bar, chiudiamo un ristorante, chiudiamo una palestra, chiudiamo le sagre, l'intrattenimento, le attività, senza però queste mascherine portate ormai con tutte le varianti. Nome, cognome, testata. Buongiorno, Stefano Buongiorno. Telepadova 7 Gold. Spero non siano ripetizioni rispetto a cose già dette, ma legate comunque ai vaccini e alla disponibilità che diceva nei giorni scorsi il Veneto potrebbe dare appunto a Pfizer nel caso di produzione in loco. Da questo punto di vista, rispetto appunto anche al fatto stesso che i vaccini, c'è un piano vaccinale nazionale e tutto il resto, come potrebbe veramente esserci un accordo Veneto-Pfizer? Cioè, come dovrebbe passare attraverso il commissario straordinario, attraverso tutta una serie di situazioni che ovviamente sono a questo momento in piedi per un piano vaccinale? Guardate, allora, intanto Pfizer l'accordo ce l'ha con la Commissione europea che ha firmato il contratto e con le lettere d'ordine che il governo ha fatto rispetto alle forniture, quindi ha dei quantitativi. Non è ancora dato a sapere, e prima o poi lo capiremo, se l'impegno Pfizer sia un impegno di quantitativi settimanali per contratto o se sia per trimestre, perché il tema cambia di molto, perché allora non sono per nulla inadempienti, anzi sono liberi di consegnarsi tutto l'ultimo giorno, l'importante è fare la consegna. Però queste sono cose che dico io. Dall'altro noi non riusciamo in questa fase assolutamente a bypassare, noi abbiamo cercato di comprare anche autonomamente i vaccini, non si riesce. 2, siamo disponibili per Pfizer o per altre realtà che volessero avere contatti con la nostra finanziaria regionale per valutare di essere assolutamente a fianco alle nostre imprese venete per quanto possibile, per quanto siano le nostre disponibilità finanziarie, per diventare anche un punto di riferimento nella produzione qualora servisse. Quindi può esserci un margine per una trattativa, definiamola privata, insomma? Ma sì, io penso proprio di sì. Dopodiché, sapete, sembra che ci siano anche disponibilità di scorte a livello internazionale, però è tutto da capire, perché a me sembra di vedere un po' lo scenario delle mascherine di febbraio-marzo. Tutti che avevano mascherine. Allora, c'era chi portava lo scatolone vuoto e non c'erano le mascherine dentro, altri che si inventavano mascherine che non erano certificate. Anche sui vaccini adesso stanno girando questi discorsi, non lo so. L'importante è che arrivino, ma noi ne vogliamo tanti e vogliamo vaccinare tutti coloro che vogliono vaccinarsi. Ecco, come c'era l'imprenditore pronto per spostare la produzione sulle mascherine a marzo, adesso ci sono produttori che hanno dato la loro disponibilità? Sì, posso garantire che c'è chi è disponibile. Cristina, nome, cognome, testata. Mettiamo un ordine tassativo. Sono giornali di Vicenza. Le chiederei una precisazione proprio su questo. Quanti produttori ci sono al momento e se la finanziaria regionale è già stata contattata da qualcuno di questi? Purtroppo sono 2 no, nel senso che non so quanti produttori ci siano. So che comunque ci sono delle disponibilità, ci sono anche delle interlocuzioni, ma cosa da poco, cioè non è roba d'apertura dei giornali, però c'è.
Avete definito, come c'era stato annunciato, l'RT di questa settimana o è un valore che dovrà andare? Perché la dottoressa Russo fra l'altro oggi non c'era, però è sicuramente sotto l'1, cioè su questo penso non ci siano dubbi. Pur essendo un RT di questa settimana ma degli ultimi 14 giorni. Presidente, scusi, le chiedo un attimo una precisazione, ma la terza ondata quindi secondo lei potrebbe esserci stata già in Veneto in questo mese? Ma guardate, noi siamo stati contattati dal governo per questa comunicazione, no? Del rischio della terza ondata, di attrezzarci e tutto. Abbiamo fatto una riunione importante quella sera, mi ricordo, ormai sono passati più di qualche settimana. Io col Ministro mi sono confrontato quasi quotidianamente e c'erano tutti i dati per la terza ondata. Se guardate gli RCT delle regioni italiane si sono tutti mossi, alzandosi. Guardate la ricaduta in Veneto è stata la ricaduta più pesante. Poi capite che la terza ondata non è che una saracinesca apri e chiudi. Può essere per tutta una serie di congiunture astrali. Avete visto il nord-est che massacrata ha preso, perché per carità il Veneto fa da portabandiera perché è una regione con numeri grandi e quindi ha purtroppo ricoveri, decessi rapportati, ma se andate a guardare i numeri del Trentino piuttosto che di altre regioni vedete che comunque qui è passata un'ondata che da altre parti non è passata a questo giro. O perlomeno è passata in anticipo, giusto Presidente? Beh, è passata, nel senso che se voi pensate, adesso io non sono un esperto, premetto questo perché domani avrò tutti i commenti di tutti quelli che sa tutto, se voi pensate che quando arrivarono le notizie del Kent inglese, dei 60.000 contagiati al giorno in Inghilterra, del totale caos inglese, noi eravamo nella piena fase di crescita. È una coincidenza? Probabile. Come dice qualcuno, le mutazioni non servono a niente? Probabile. Come dice qualcun altro, le mutazioni sono responsabili? Probabile. Il mondo scientifico potrà fare un po' di talk show ancora per un periodo su queste robe qua. 0,82 è il nostro RCT. Io non ho... guardate, io ho una brava assessore alla salute, a sanità. Indirizzo anche il numero di telefono. Prego? No, mi chiede nome, cognome, indirizzo e tutto. Il codice fiscale. No. Ilaria Marchiori, Antenna 3, Rete Veneta, gruppo Media Nord-Est. Niente Presidente, solo una cosa, si era già iniziato qualche tempo fa, però stanno continuando le truffe di persone che vanno a suonare i campanelli. Sono stati già segnalati casi a Fussò, Spinea, San Donato di Piave per vendere vaccini anti-Covid e ovviamente le vittime dei raggiri sono sempre soprattutto gli anziani. Può fare anche lei un appello in tal senso? L'appello di non aprire la porta a nessuno, perché non esiste che c'è vendita di prodotti sanitari o farmaci a domicilio, se questo è il problema. Punto. Tutto quello che, se qualcuno deve venire a suonarvi a casa per proporre temi, diciamo, di vaccinazioni e altro, cioè, lo diciamo noi, ma non accadrà mai, punto, perché non funziona così. Mi spiace che ci siano sempre, guardate che anche a febbraio che avevamo il panico, c'era sempre questa categoria professionale dei truffatori, è una roba vergognosa. Avete presente quando c'è il terremoto bisogna usare le forze dell'ordine per quelli che fanno i saccheggiatori, gli sciacalli? Abbiamo gli sciacalli anche durante le disgrazie. Noi contiamo morti e qualcuno va a suonare il campanello. Quindi l'appello ai cittadini di non dar corso a proposte a citofono di vaccini e minestre varie che non c'entra niente. Grazie. L'ospedale viaggiante non esiste. Marco. Sì, Bonet, Corriere Veneto. Buongiorno. Approfitto del fatto che è presto per tenerla qui ancora un po', facendo un po' il punto su una serie di partite che avevamo in piedi e di cui un po' si sono perse le tracce. Allora, primo tema, il tema dei test, tamponi rapidi, fai da te, baby tamponi. Abbiamo novità su quel fronte lì, sono andate avanti le sperimentazioni. Sul tampone fai da te, vi invito anche a sentire il dottor Rigoli, la sperimentazione di fatto è conclusa, perché comunque abbiamo fatto l'autorizzazione del comitato etico, perché abbiamo dovuto fare tutto il passaggio del comitato etico. E
quindi Rigoli mi ha detto che comunque la considera conclusa. Penso che adesso debba mandare tutti gli esiti dei numeri che ha, perché si sono messi in rete più microbiologie, coinvolgendo anche altre realtà regionali, per cui adesso penso che sia solo un fatto di aggregare i numeri e via. E mandarli a Roma, all'istituto nella sezione autosomministrazione. Considerate che c'è interesse zero da parte dei cittadini, è altissimo, perché uno fai da te, pensate solo al ristorante, ma vedo che da parte istituzionale non ci vedo questo interesse. Deve andare allo Spallanzani o all'istituto superiore? No, parlo in generale, perché no, dico dove deve andare la sperimentazione. All'istituto superiore. PSS. Ok, va bene. E altro tema, le varianti. Sì. Abbiamo novità sulle varianti inglesi, sudafricane, cioè in Veneto? Stiamo sequenziando. Circolano, non circolano? Sì, stiamo sequenziando, Marco, e aggiungo anche un'altra cosa, ve lo dico. Ho visto la vicenda, non so se lo posso dire, ma siccome l'ho chiesto io mi assumo responsabilità, ho visto la vicenda poveri della famiglia che ha avuto i 3 decessi a Mestre, mi sembra, no? Mira. Ho chiesto della sequenziazione dei virus e sono già stati inviati, perché è giusto fare chiarezza su quello che è accaduto, perché non è, cioè voi capite che 3 familiari che perdono la vita in 18 giorni, dove il più giovane ha 42 anni, cioè vorremmo capire che bestia era sto virus. Abbiamo l'esito di questo. Guarda, io ho letto, vi dico anche la verità, ho letto la notizia in agenzia di stampa 2 giorni fa, appena l'ho vista ho detto ma cos'è sta roba? Ho chiamato il dottor Rigoli e ieri mattina mi ha detto che aveva già recuperato i campioni, peraltro cercando anche di vedere un po' anche l'evoluzione di quei campioni. È un fatto scientifico che dobbiamo chiarire per capire cosa sia accaduto. Chiedo scusa, è un caso unico questo? No, ce ne sono anche altri? Ma no, abbiamo il fatto, la sequenziazione, avviato la sequenziazione per l'altro caso della mortalità di un familiare di 48 anni e poi della terapia intensiva degli altri 2 familiari, un 50enne e il genitore. Anche quello lo stiamo vedendo, vi ricordate che vi ho parlato di questo caso? Ovviamente, guardate, sono un po' vago per ovvi motivi, perché è facilmente identificabile, non è stato scritto sui giornali, ma si riesce, basta 2 robe in più e si capisce dov'è, per cui penso sia corretto non dare altre informazioni. Però questo è un caso che non è andato sui giornali e ce l'hanno segnalato. Marco? Ok, grazie. Prego. Solo una cosa segnalo, perché mi hanno segnalato dei cittadini, su Azienda Zero credo che siano state tolte le infografiche di Relata Refero. Mi è stato detto come mai Azienda Zero ha tolto dal sito le infografiche sui contagi, le andavamo a vedere tutti i giorni. Verifichiamo. Se è così, avranno un problema di manutenzione probabilmente. Sì, anche ho fatto presente che c'era questo problema di allineamento dei dati, che poi si è visto anche nei bollettini. No, bene, grazie per la segnalazione. Quindi se ci sta ascoltando Azienda Zero, magari se anche mandano direttamente all'assessore un messaggio possiamo dare già risposta adesso. Altro, ragazzi? Marco. Filippo si era prenotato. Prego Filippo. Prima. Dunque, sempre Tosato del Mattino di Padova. Sì, Filippo Tosato del Mattino di Padova, sì. E allora, io volevo farle una domanda di tipo politico, perché si ha come l'impressione, non se ne dolga, che lei alterni un po' degli atteggiamenti da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E mi come spiego. voi praticamente. Un giorno bene, un giorno male. Nel senso che in genere i suoi toni sono dialoganti, concilianti, si lavora con il governo, facciamo squadra. Poi ieri ad esempio abbiamo visto questa nota firmata dai governatori leghisti, lei incluso, in cui prendete a scudisciate il Presidente del Consiglio, nel senso che gli dite sia responsabile, affronti i problemi, non abbiamo vaccini, non abbiamo il personale medico di rinforzo per i vaccini promesso, faccia il suo dovere anziché cercare i voti di, come si chiama, Ciampolillo, come si chiama in Parlamento. Non so, sembra un nome spagnolo.
L'avete scritto voi in questa nota? Sì, lo so, l'ho letto io. Allora, immagino. Allora, qual è davvero il suo atteggiamento nei confronti del governo? Beh, esattamente quello che ho sempre portato. Quella è una nota di partito, è una nota legittima di governatori che vedono, che noi ovviamente non portiamo a livello istituzionale, che vedono tutto questo dibattito in un momento nel quale noi ci stiamo spaccando la testa contro il muro per trovare i vaccini. Io dico, ma è possibile che nessuno si ponga sta questione? Tutto qua, non c'è nessuna volontà di rissa, però è innegabile che la notizia di queste ore, di questi giorni, sia quella della mancanza di vaccini. Allora, io dico, vabbè tutto, ma però... E poi, scusatemi, l'altro aspetto è che tu non puoi andare in Parlamento per trovare i voti a sputtanare l'autonomia, non esiste, ma non esiste. Non esiste che tu vai in Parlamento a dire che bisogna rivedere il titolo quinto, ma cosa rivedere il titolo quinto? Vi ripeto, dobbiamo togliere competenze a Roma, altro che rivedere il titolo quinto, o meglio, lo rivediamo togliendo tutte le competenze. Guardate che è stato veramente indelicato quel passaggio, che sia chiaro che noi non ce la siamo messa via, appena finita l'emergenza si sappia che noi torniamo in mimetica, nel senso in maniera pacifista, per carità, noi non siamo per la rissa, per i casini, ma noi l'autonomia la vogliamo. Altre due cose, una è proprio una domanda che arriva da un lettore. Allora, ci sono un gruppo di sci alpinisti, i quali dicono noi non dobbiamo utilizzare gli impianti, ce ne andiamo soltanto per i sentieri. Possono andarci? Sì, a me risulta addirittura... hanno avuto informazioni contrastanti. Immagino ci sia anche una FAC, perché comunque anche in zona arancione è previsto il raggiungimento del luogo dove c'è l'impianto per espletare l'attività sportiva, e il luogo dell'impianto è la montagna, no? Se uno abita a Jesolo deve andare, io penso ci sia anche una FAC su questo. Casomai l'avvocato Botteon, se mi ascolta, lo diciamo a Federico se è qua, vediamo di far rinnovare questa FAC. Sì, l'ultima considerazione riguarda l'RQT che lestamente l'assessore Lanzarin ci ha quantificato. Ecco, francamente, con un dato di 0,82 diventa difficile anche immaginare un esito dell'algoritmo diverso dal giallo. Guardate, l'algoritmo dà giallo, lo dava anche prima. Il tema è capire se interpolando i dati epidemiologici e dei ricoveri sia ancora visto prudenzialmente dagli scienziati il tema di mantenere un'altra settimana, ma questo non ve lo so dire. È quello che vi ho sempre detto in questi mesi, inutile che veniamo a discutere troppo la zona arancione e poco la zona gialla. Stiamo discutendo di temi che è giusto che definiscano gli scienziati, così non c'è nulla da dire. La ringrazio. Prego. E aveva chiesto di nuovo Ilaria. Sì, grazie. Che è Ilaria Marchiori. Ilaria Marchiori, gruppo Media Nord-Est. Presidente, mi scusi, sui test fai da te, lei ha detto c'è interesse zero, non da parte dei cittadini, ma... guardate, noi non abbiamo avuto nessuna richiesta di far veloci, di interessamento. Si è data una risposta a questo? Guardate, non so se sapete, lo Steco fai da te è una soluzione che pone questioni di validazione, e queste sono sacrosante, legittime, bisogna essere sicuri, tanto è vero che noi abbiamo dato da provare alle microbiologie. Dall'altro immagino anche che se fossero validati come è accaduto per gli altri test rapidi, si sposta il l'ago della bilancia dal laboratorio al pubblico, no? E quindi immagino che poi ci siano tutta una serie di divisioni rispetto a questo. Certo, io dico sempre, chi aveva il diabete 40 anni fa magari era costretto a farsi fare un prelievo del sangue, oggi si fa la glicemia a casa da solo, il mondo va avanti. Ad esempio avete visto che nella circolare hanno autorizzato praticamente come ambivalente
il test di terza generazione, che sono le macchinette eccetera, con il molecolare, il che significa che comunque il mondo va in progressione. E se pensate che quel microchip che si inserisce nelle macchinette, se invece di metterci la goccia del rilevato del tampone lo programmi per una goccia di sangue, ti dà l'emocromo. Oggi ancora in alcune realtà si caricano gli anziani in casa di riposo, si portano in pronto soccorso, si fa il prelievo del sangue e poi si riportano in casa di riposo per avere l'emocromo. Cambia il mondo, noi dobbiamo stare al passo coi tempi e guardate che la vera sfida sarà l'intelligenza artificiale che arriverà su tutta la partita sanitaria. Grazie. Prego. Bene, e se non c'è altro... Sia sufficiente, ragazzi? Direi grazie. Andate tutti a mangiare prima oggi. Ecco, a me interessa che sul tema della scuola sia chiaro che noi non stiamo facendo i salti di gioia, non abbiamo vinto nulla, cioè prendiamo atto che la nostra ordinanza aveva, come si può dire, una spina dorsale diritta. E questo è ovvio che fa piacere anche a supporto di tutti coloro che hanno lavorato per scrivere questa ordinanza e hanno portato le motivazioni. Posso solo chiedere una curiosità? Prego. Quanto può aver contato aver citato il parere della dottoressa Palumbo? Nel senso, nelle altre ordinanze di Lombardia, Friuli e Emilia Romagna le risulta ci fosse... No, la dottoressa non ha espresso un parere, no. È stata sentita. Ecco, ma vi risulta che le altre... Ah sì, hanno sentito dappertutto, sì. Come? Sì. Solo questo. Confermo per il discorso del sito di Azienda Zero, stanno riallenando i dati in base all'ultima circolare. Mi hanno già scritto che ti aveva segnalato. No. Vabbè, faccio io un'ultima domanda, giusto per non andare a casa troppo presto, perché sennò non vorrei anche che i colleghi magari... I ristoranti sono chiusi. No, è questo tema della fascia, nel senso che mi pare che ad oggi possiamo dire in maniera empirica che le restrizioni funzionano, nel senso che non può essere un caso che ogni volta che entriamo in una fascia di restrizioni poi i contagi calano e appena si allenta si riparte. Allora le chiedo, l'ipotesi che il Veneto possa tornare in area gialla un'altra volta, ovviamente capisco le ragioni di baristi e ristoratori di tutte le categorie che sono più penalizzate dalla fascia arancione, però lo stesso ragionamento che si fa per la scuola lo si potrebbe mutuare anche per le attività economiche. Allora lei non teme un effetto altalena? Mi spiego, abbiamo avuto le restrizioni a Natale. Ma lo temo tutti i giorni. Cioè non rischiamo che se finiamo in fascia gialla poi tra 15 giorni siamo di nuovo che dobbiamo tornare indietro in arancione e avanti così fino Lo dico tutti i giorni, ma ne viene fuori cosa? Se è vero, e comunque in parte è vero, no? Dopo non sappiamo in che percentuale, che il colore della fascia cambia l'andamento dell'infezione, è altrettanto vero per la proprietà transitiva che il colore della fascia cambia i nostri comportamenti e quindi vuol dire che dipende tutto da noi. Noi potremmo essere, scusate, se il tema è il coprifuoco, l'uso della mascherina, vietare alcune attività per evitare forti assembramenti, vuol dire che alcune regole ce le possiamo dare anche autonomamente, no? Ma sapete gente che scrive quando dico queste robe, dice voi non potete incolpare la popolazione perché tutto... Prego? Sì, ma vi ricordate quante volte lo dicevo? Io addirittura vi dicevo, mesi fa, vi dicevo guardate che per assurdo non serve neanche il colore di fascia, non serve niente, perché basterebbe che tutti... Ve lo ricordate la battaglia che abbiamo fatto per la mascherina? E siamo andati avanti mesi a dire di portare la mascherina. Oggi ce l'abbiamo tutti, ma non vi dico quanti non erano convinti di portarla, insomma lo sapete anche voi. Presidente, scusa, interrompo per un'altra domanda. Prego. Per quanto riguarda la scuola, un'altra variante, oltre al ricorso al TAR, era il parere del CTS nazionale. Cosa ne ha fatto il Ministero? Lei diceva sono qui che aspetto. Sto ancora aspettando. Ecco, ieri c'è stato un incontro, è saltato? Ieri c'era la commissione salute con il ministro Speranza, ma su tematiche varie, personale, DM70, insomma per iniziare una serie di interlocuzioni in previsioni future, ma non si è parlato di scuola. No, io continuo a dirvi che il ministro ha chiesto un parere. Dovrà il ministro dire perché lo ha chiesto. Primo. Secondo, il parere è stato fatto per il ministro. Terzo, noi non siamo tenuti a sapere che c'è un parere. Quarto, il parere dice tutto il contrario di tutto, perché dice che bisogna aprire la scuola, che non c'è problema, che sono problemi per gli studenti, ed è vero, ma poi dice alla fine però ogni realtà regionale in base alla sua situazione valuterà.
grande elaborazione. Bene, grazie a tutti. Dimmi Filippo. Non ci ha detto nulla circa i vaccini, nel senso che mi sembra che le dosi disponibili siano pressoché esaurite. No, noi stiamo vaccinando le seconde dosi. La prossima settimana andremo sempre con le seconde dosi. Non possiamo attivare la campagna per la prima dose. No, questo però no, noi ce l'abbiamo per la seconda dose. Va bene. Grazie, buongiorno e buon pranzo a Roma. 13:18, rientriamo in studio, una diretta più breve rispetto a quelle che siamo abituati a conoscere dall'unità di crisi di Marghera, poi ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori che era lì sul posto per fare un breve riassunto. Intanto una buona notizia comunque è stata data ora in chiusura dal Presidente Zaia, che non è in discussione la seconda dose di vaccino per chi è già stato vaccinato in Veneto, quindi parliamo di ospiti e lavoratori delle RSA e poi di tutto il personale medico e paramedico, e questa è decisamente una buona notizia, perché non tutte le regioni d'Italia riusciranno a garantire la seconda somministrazione del vaccino, che peraltro è necessaria secondo il funzionamento di Pfizer. Allora andiamo un attimo a vedere, prima di andare in pubblicità, la tabella con i dati, che sono un po' quelli che ha dato Zaia in apertura, con i dati dei contagi. Nelle ultime 12 ore sono 405 i nuovi positivi in Veneto. Zaia aveva detto che nelle 24 ore, quindi nelle ultime 24 ore in Veneto ci sono 1.003 positivi, con un tasso di incidenza di positività rispetto al numero di tamponi del 2,78%, quindi un tasso decisamente molto basso. Andiamo a vedere i contagi nelle singole province: 108 nel Padovano, 26 nel Trevigiano, 106 nel Veneziano, 89 nel Veronese, 53 nel Vicentino, 4 nel Rodigino e 15 nel Bellunese. Scusate, avevo saltato una riga. Il numero dei decessi in Veneto dall'inizio della pandemia è di 8.364. Questi sono i numeri nel bollettino fornito da Azienda Zero delle ultime 12 ore. Vi diamo invece altri numeri, che sono quelli forniti dal sottosegretario Achille Variati. Avevamo iniziato a darveli prima dell'inizio della diretta del Presidente Zaia. Sono i numeri dei controlli. Sono stati 26.353 i controlli di questa settimana in Veneto, 667 le sanzioni, 4 persone positive al virus sono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Numericamente i controlli sono stati 3.000 in più rispetto alla scorsa settimana e 6.927 gli esercizi commerciali controllati, 25 quelli sanzionati. Il commento di Variati in merito a questi 4 soggetti positivi trovati a violare la quarantena: è un comportamento vergognoso, ha detto, che non può conoscere giustificazioni, che tradisce il patto sociale e di comunità, vanifica i sacrifici di molti. Sarebbe comunque un grande errore abbassare adesso la guardia, proprio quando i dati, pur nella sofferenza del sistema sanitario e nella drammaticità di una conta dei morti che continua ad essere pesantissima, mostrano una stabilizzazione, che è un po' quello che ha detto anche il Presidente Zaia. Allora andiamo in pubblicità, andiamo a vedere il meteo e poi ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori e poi apriremo un'ampia pagina legata a chi invece sta subendo le ricadute del DPCM e delle grandi difficoltà di questa pandemia, tutto il mondo della movida e poi anche il mondo legato al fitness e allo sport. A tra poco. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Nuovo stop all'anticiclone. Il flusso perturbato atlantico raggiunge l'Italia, tempo in progressivo peggioramento sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 21 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, in mattinata bassa probabilità di piovaschi salvo per locali e brevi fenomeni. Con il passare delle ore piogge in graduale estensione fino a diventare diffuse e localmente anche intense. Sulle Dolomiti neve fino ai fondovalle, sulle Prealpi invece intorno agli 800-1000 metri. Venti moderati da sud-est sulle zone di pianura.
Temperature in aumento, minime tra lo 0 e i 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui cielo coperto sin dal mattino ma precipitazioni via via più estese a partire dal pomeriggio e risulteranno anche forti in serata. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime invece sugli 8-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo risulterà instabile con pioggia e locali nevicate a bassa quota, specie sui settori meridionali della regione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 4 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton Centro Assistenza Tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976 al vostro servizio con professionalità e cortesia. 13:28, ben ritrovati, buongiorno, andiamo avanti con questa diretta, staremo insieme fino alle 14:30, parleremo di mondo della movida, che cosa sta accadendo, ci sono locali che ormai sono chiusi da quasi un anno, con gestori che appunto non stanno lavorando, non hanno dunque uno stipendio, e poi parleremo di palestre, piscine, scuole di yoga, ma intanto ci colleghiamo subito con la nostra Ilaria Marchiori da Marghera per fare un po' il punto su quello, sui contenuti della conferenza stampa del Presidente. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Si è conclusa da poco la conferenza odierna del governatore Zaia. Oggi si è parlato soprattutto di scuola, perché è stata rigettata la richiesta di sospensione immediata. Il Presidente ha detto che questo è a testimonianza, come aveva tra l'altro già detto anche nella conferenza di ieri, che non esistono ricorsi fotocopia né sentenze fotocopie, e che dunque in questo caso i giudici amministrativi hanno fatto la loro valutazione, anche se poi tutto verrà discusso il 26. Il governatore Zaia anche non si è ancora però espresso su quanto deciderà di fare dopo il 1° febbraio, il giorno della scadenza dell'ordinanza in merito alla chiusura delle scuole superiori. Questo perché, ha detto, dipende ancora tutto dai dati. Se i dati confermeranno questo trend, che è un trend di lieve calo, come stiamo vedendo giorno dopo giorno, sia a livello di ricoveri che di terapie intensive, allora le probabilità di riaprire le scuole ci sono e sono alte, però dipende tutto dall'andamento dei dati di queste settimane, quindi non si è ancora espresso in tal senso il Presidente. E a proposito proprio di questi dati e di questo lieve miglioramento, ha voluto specificare ancora una volta che non devono però essere letti come il problema non esiste più. Questo è fondamentale ribadirlo, perché non significa che dati buoni uguale il virus è passato e quindi non si utilizzano più le mascherine, si creano assembramenti. Bisogna continuare ad avere e adottare comportamenti responsabili in tal senso, perché è questa la dimostrazione che comportandosi correttamente i numeri scendono e dunque calano i ricoveri, calano le terapie intensive. Questo è importantissimo, continuare a ribadirlo giorno dopo giorno, proprio come fa il governatore. Per quanto riguarda sempre la scuola, poi ha detto: noi questa non la viviamo assolutamente come una vittoria, anzi da subito, dal giorno in cui ha emanato l'ordinanza, l'ha definito un fallimento, perché la scuola è importantissima e chiuderla è stata una sconfitta per lo stesso Presidente, però quello che vogliamo festeggiare è una riapertura della scuola senza il Covid. Questo sarà il festeggiamento vero e proprio. Ora, ovvio che non c'è la soddisfazione per questa decisione del TAR, però quello che è stato riconosciuto per il Presidente è importante, perché numeri alla mano e soprattutto con le motivazioni che sono state presentate dalla Regione, il TAR ha deciso in tal senso. Tra l'altro
è importante ricordare che anche la dirigente scolastica regionale aveva preso visione delle motivazioni portate dalla regione. Ecco, il Presidente ha anche parlato poi di queste ondate, ha addirittura detto: io penso che qui in Veneto la terza ondata ci sia già stata. C'è stato un periodo in cui in un mese e mezzo noi abbiamo avuto numeri che altre regioni, altre zone invece hanno avuto in un anno, e questo è stato importantissimo anche per testare la nostra sanità, che in certi momenti, lo sappiamo, è stata messa davvero a dura prova. Ecco, poi c'è stato un appello per quanto riguarda le truffe che stanno accadendo in questi giorni, perché sappiamo che soprattutto in certe zone del Veneziano, in particolare in questi giorni, Fossò, Spinea, San Donà di Piave, ci sono state delle persone che sono andate a bussare alle porte, soprattutto degli anziani, per proporre dei test anti-Covid a pagamento. Il governatore ha detto, li ha definiti sciacalli e ha raccomandato ancora una volta, perché le raccomandazioni agli anziani sono state fatte tantissime da parte delle forze dell'ordine, da parte nostra anche attraverso i nostri telegiornali, ma anche il governatore ha detto: non aprite la porta a nessuno, perché questi vaccini anti-Covid non ci sono, lo sappiamo che non ci sono a livello proprio di rifornimento, per cui è ovvio che non ci possono essere neanche in tal senso. Ecco, se non ci sono altre domande, Anna, io restituisco la linea. Senti Ilaria, restando nel veneziano, Zaia si è anche detto colpito, ha citato il caso di questa famiglia veneziana in cui papà, mamma e figlio sono venuti a mancare proprio a causa del Covid nel giro di pochi giorni. Se non sbaglio ci sarà un sequenziamento proprio, quindi un interesse in merito a questo caso particolare. Sì, proprio così, Anna, perché stiamo parlando della famiglia del falconiere Ivan Busso, che è stato colpito dal Covid a 42 anni, è stato ricoverato a dicembre e poi non ce l'ha fatta, e proprio nel giorno del suo funerale, qualche ora prima, è venuta a mancare la mamma e qualche ora dopo invece è venuto a mancare il papà. Una vera tragedia nella tragedia, un dolore indescrivibile che ha colpito un'intera famiglia. Proprio per questo un caso scientifico che va analizzato, perché un virus che ha colpito così cruentemente le persone della stessa famiglia, purtroppo portandole alla morte, va capito, va sequenziato, e quindi il governatore ha proprio detto che sarà così, come sarà la stessa cosa per un'altra famiglia di cui il governatore parla già di qualche giorno, ma non sono state rese note ulteriori informazioni. La stessa cosa, perché anche in questo caso si vuole sequenziare il virus per capire di che cosa si tratti e come mai arrivi a colpire in maniera così forte e cruenta determinate persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Naturalmente queste sì sono delle eccezioni, ma non sono le uniche famiglie ad essere state colpite in tal senso, quindi è importante andare a capire che cosa sia realmente accaduto. Grazie Ilaria Marchiori, buon lavoro, allora buona continuazione, appuntamento con il telegiornale, a dopo. Ciao. Allora, avete sentito, abbiamo fatto un po' il punto di quella che è stata la diretta, le scuole, i vaccini e poi ancora la terza ondata, il sequenziamento, poi si è parlato anche di tamponi rapidi con gli studi, gli esperimenti che sta portando avanti il dottor Rigoli sono conclusi, quindi ora è il caso di inviare i dati a Roma, ma insomma avete sentito che anche Zaia ha detto non sembra che da Roma ci sia tutto questo interesse per i tamponi, non i rapidi, scusate, i tamponi fai da te, dunque quelli che si possono fare direttamente e comodamente da casa. Vi do una notizia nazionale, un paio di notizie locali e dopo andiamo a vedere un servizio proprio sui tamponi. Allora l'ANSA batte questa notizia pochi minuti fa. Nel 2019, sentite, oltre 1,6 milioni di famiglie italiane hanno dichiarato di non avere i soldi in alcuni periodi dell'anno per poter affrontare le spese sanitarie necessarie per curarsi, con un aumento del 2,3% rispetto all'anno precedente. Sono ben
36.000 i nuclei familiari in più e soprattutto rispetto all'anno precedente, che appunto non riescono a pagare le cure mediche. Sicuramente anche questa pandemia ha reso ancora più difficile la situazione, quindi ha fatto alzare i numeri delle famiglie indigenti che non riescono a sostenere le cure sanitarie. Poi c'è una notizia invece che arriva dal territorio. Andiamo nel bellunese, Cortina d'Ampezzo. Un bambino di 10 anni è stato portato dai genitori al punto di primo intervento dell'ospedale di Cortina d'Ampezzo in gravi condizioni, è stato soccorso e salvato dal personale grazie alla tempestiva diagnosi di una patologia ignorata dagli stessi familiari. Escluso con un tampone si potesse trattare di Covid, i sanitari hanno riscontrato gli elementi biochimici riferibili ad una complicanza del diabete mellito di tipo 1, nota come chetoacidosi. Con opportuni trattamenti il piccolo è migliorato già da oggi, dunque di fatto insomma sicuramente è stato, possiamo dire con certezza che è stato salvato, e questa è una buona notizia. Allora andiamo a vedere, prima vi parlavo di tamponi, i punti tamponi sollevati grazie alla nuova regola secondo la quale se vai un positivo in famiglia i familiari stretti non devono fare il tampone, ma semplicemente devono automaticamente essere posti in quarantena, e questa è una novità. Vediamo. Non si vedono più le code nei Covid point nella Marca, cala la pressione e diventano, strano a dirlo, solo un ricordo le file di auto e le lunghe ore di attesa che hanno dovuto affrontare tutte le persone per sottoporsi al tampone. Piazzale vuoto qui in Dogana, dove ad un certo punto c'era solo un automobilista incredulo. Per fortuna non c'è coda. Situazione analoga in questo punto screening a Casier, dove le auto in totale sono solo 3. Finalmente, dopo mesi di lunghe code, di grandi attese, molto stress, è una settimana circa che la situazione è molto più calma. Il cambiamento è dovuto anche alla novità inserita nella delibera regionale del 14 gennaio e diramata a tutte le ASL, che impone la quarantena automatica per tutti i contatti stretti di persone risultate positive e test di screening solo su valutazione del SISP per specifiche ragioni di sanità pubblica e per tutelare soggetti fragili. Il tampone fatto al contatto stretto nell'immediato, a pochi giorni, anzi quasi il giorno stesso in cui era avvenuto il contatto, non era sufficiente per creare, per far risultare un'eventuale positività. Di conseguenza la Regione ha emanato questa nuova disposizione e quindi il tampone viene eseguito ai contatti stretti solo alla fine quarantena, al 10° giorno. Quindi è importante che i contatti stretti rimangano in quarantena almeno per quei 10 giorni in attesa del tampone negativo di uscita dalla quarantena. Se il 29 dicembre erano stati registrati 7.000 tamponi, ieri se ne contavano 1.600 in tutta la Marca, una riduzione drastica. Questa riduzione perché le misure di restrizione imposte o dettate nel periodo di Natale e nonché la zona arancione hanno sicuramente contribuito a ridurre il numero di accessi ai Covid point. Siamo sulla buona strada, ma la soglia di attenzione non deve abbassarsi. Non dobbiamo sottovalutare che il Covid è molto contagioso. E quindi dobbiamo mantenere tutte le precauzioni, tutti i dispositivi di protezione, dobbiamo continuare a adottare comportamenti che evitino il contagio. Allora, sono circa 7.000 i lavoratori solo nella Marca trevigiana che con lo sblocco dei licenziamenti rischiano di restare a casa. L'analisi è stata fatta dalla CGIL, sapete che adesso ci sarà allo studio del governo anche la possibilità di spostare i soldi che erano stati destinati al cashback invece al fondo ristori. Il governo dovrà decidere anche questo, pur nel bel mezzo di una crisi. E poi un'altra decisione importante sarà proprio questa, perché al 31 di marzo, quindi a fine marzo, potrebbero essere sbloccati i licenziamenti, e questi sono i conti che fa la CGIL. Sentite. Io credo che in rapporto siamo intorno alle 6-7 mila unità di posti di lavoro messi a rischio. Parte da un numero secco quanto potenzialmente drammatico Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, guardando la data del 31 marzo, giorno in cui scadrà il blocco dei licenziamenti, ma per la Camera del Lavoro trevigiana non basterà rinnovare gli ammortizzatori sociali, serve cambiarli. Noi chiediamo, e lo stiamo chiedendo assieme a CISL e UIL anche a livello nazionale, nell'ultimo incontro fatto col governo, che ci sia una uniformazione degli ammortizzatori sociali,
ovviamente anche qua che ci sia una contribuzione per accedere agli ammortizzatori sociali. A Treviso a preoccupare maggiormente l'esercito di donne e giovani rimasto fuori dal capitolo delle nuove assunzioni, una generazione che si rischia di perdere per strada. Qui le mancate attivazioni rispetto al 2019 variano dal 40 al 50%, diverse migliaia di unità soprattutto nel turismo. Tengono invece edilizia, farmaceutica, filiera del mobile, ma per ripartire davvero serve altro, in particolare un governo forte. Da qui il richiamo del sindacato. Io penso che tutti i politici, a tutti i livelli, si devono rimboccare le maniche e finalmente risolvere i problemi, piuttosto che pensare al proprio futuro se prendono un voto in più o un voto in meno alle prossime elezioni. Crisanti, di fronte all'aumentata richiesta, lo stabilimento di Pfizer è stato sotto pressione, sono in una fase di riaggiustamento. Penso sia normale e che tra un po' riprenderanno le consegne nei termini previsti, lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia all'Università di Padova. Se hanno rallentato qualche settimana in questa fase convulsa, ha aggiunto Crisanti, in cui tutti hanno chiesto più dosi anche per i ritardi degli altri vaccini, penso sia una cosa normale, non dobbiamo fare allarmismi ingiustificati per 1 o 2 settimane di ritardo. Vediamo nel prossimo mese se questa situazione perdurerà. Sono importanti le parole di Crisanti, perché sapete che con il taglio di 25.000 dosi di vaccino che è stato annunciato e che di fatto ha creato un ritardo nella campagna vaccinale, ad esempio in Italia, di almeno 2 settimane, si era gridato un po' al complotto o al comportamento probabilmente scorretto della casa farmaceutica che starebbe, queste sono le voci che sono circolate, cercando di vendere le dosi promesse all'Italia o comunque all'Europa ad altri paesi che le avrebbero pagate di più. Questa è una delle notizie che sono circolate. Importante sentire che insomma una persona di importanza come Crisanti, Andrea Crisanti, sottolinea come possa essere normale che a fronte di una pressione così importante, visto che la Pfizer-BioNTech è la prima casa che ha messo in distribuzione i vaccini, possa essere stato difficile garantire il numero promesso. Sapete che comunque già i vaccini Moderna sono arrivati, 7.800 le dosi arrivate in Veneto, e che, lo ricordiamo, il Veneto riuscirà a garantire la seconda somministrazione a chi è già stato vaccinato, e questo è importante. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare ancora di coronavirus. Eccoci, siamo di nuovo in onda, ben ritrovati. Allora, come promesso, avremmo aperto 2 approfondimenti in questa seconda parte dell'edizione straordinaria. Il primo, vogliamo parlare di Movida. Probabilmente la parola Movida è riduttiva, perché il mondo dello spettacolo è ampio e vario, sono tantissime le persone, ma non solo i ragazzi, proprio le persone che si divertono e che trovano anche occasione di relazione all'interno di locali, all'interno di discoteche. E poi c'è un mondo, un indotto enorme che fa parte di tutto questo. È per questo che abbiamo voluto ospitare Giannino Venerandi, lo conoscono tutti, patron, buongiorno, dell'Odissea, quindi una discoteca storica della Marca trevigiana, ma insomma il papà è anche rappresentante di Confcommercio per la categoria. Allora Giannino, voi siete chiusi da quanto? Facciamo bene i conti. Allora intanto buongiorno. Buongiorno. A tutti. Noi siamo chiusi dal 23 febbraio come categoria in tutta Italia, dopo c'è stata una piccola parentesi estiva per chi poteva operare con gli spazi all'aperto, ma è durata veramente poco. Infatti tutta la cagnara, uso sto termine un po' grezzo, che è stata fatta attorno al nostro settore, la trovo un po' ingiusta, in quanto è stato definito il mondo della notte come il colpevole per aver continuato a prolungare i contagi. Io penso che gran parte dei gestori siano stati corretti e professionali nelle loro attività, tranne probabilmente qualcuno che si è fatto prendere un po' la mano e ha gestito in maniera un po' più leggera la situazione. Per esempio in Puglia mi sembra non ci fossero nelle norme della regione appunto previsto il distanziamento nelle piste, cosa che invece in Veneto c'era.
Quindi anche lì si è andata un po' in ordine sparso nella gestione delle norme. Senta, ma in questo quasi anno di chiusura, Giannino, quanto avete perso e quanto vi è stato dato? Allora, noi abbiamo, chi ha potuto avere un ristoro lo ha avuto in base al fatturato dell'aprile del 2019, chiaramente non è stato granché, come sappiamo, ma questo vale anche per tutte le altre categorie che sono state coinvolte da questa pandemia. Noi siamo veramente presi, come tante altre attività, con la canna al gas, come si dice. Purtroppo, non avendo più potuto operare, sono proseguite però le varie pressioni fiscali e quindi abbiamo comunque aumentato il disagio per le nostre finanze, per le nostre economie. Non è che avevamo dei tesoretti da poter gestire in questo periodo, noi si investiva tutto in quello che entrava, diciamo, nelle nostre attività proprio per sostenerle continuamente. Dopodiché, ripeto, trovo sbagliato criminalizzare una categoria, la nostra, ma anche quella dei ristoratori o i baristi, perché la gente purtroppo si muove e si traina chiaramente con degli impulsi naturali. Non si può dar la colpa a delle attività per la famosa movida, che poi movida sembra sia ballo, invece la movida è ritrovarsi spesso nelle piazze, nelle vie delle città, eccetera. Quindi sembra che sia sempre la nostra categoria colpevole di questo disagio che prolunga appunto la pandemia. Io dico che la gente sicuramente prima o dopo avrà bisogno di ritrovarsi e di socializzare, perché è giusto che sia così. Noi siamo rispettosi delle regole, lo siamo stati quando ci hanno dato la possibilità di aprire. Chiaramente, come ho detto prima, è stato veramente un periodo molto breve e abbiamo tutta una filiera di attività bloccate, perché noi siamo sicuramente rappresentanti del tempo libero e quindi può essere che siamo visti come meno importanti come attività, però legate a noi c'è comunque oltre all'importanza sociale, c'è anche un'importanza economica che è data da tutte quelle attività legate a noi, quindi non so, la ristorazione, il beverage, gli spettacoli. Quanti dipendenti ha lei, Giannino? Ad esempio un'Odissea, quante persone ha dovuto lasciare a casa? Allora, io faccio una premessa, parlo per la mia famiglia che ho già spiegato più di una volta, opera nel settore da più di 50 anni, mio padre ha iniziato nel 67, quindi da un'osteria, e da lì le cose si sono sviluppate negli anni, e come lui anche tante altre persone in Italia. Siamo arrivati ad avere una gestione molto ampia di attività che spaziano da locali di intrattenimento a centri sportivi, a hotel, e quindi abbiamo a che fare con più situazioni. Solo per il nostro settore, chiaramente più penalizzato di tutti, parliamo di 250-260 persone nella nostra organizzazione, tra persone con contratti fissi, persone con contratti a chiamata. Quindi abbiamo un grande bacino di persone che è fermo, senza contare a tutti gli artisti, i musicisti e quant'altro può essere coinvolto nel nostro mondo. C'è una crisi economica molto importante, non vogliamo per forza operare, lavorare se c'è una crisi di questo genere, ovviamente non siamo incoscienti, però è anche vero che come tutte le altre attività chiuse, anche noi abbiamo le nostre esigenze, quindi siamo in attesa di ristori importanti. Quelli che ci sono stati veramente insufficienti. Attendiamo qualche risvolto più importante, perché se no sarà dura per noi, ma anche per tanti altri colleghi, ritornare ad aprire le proprie attività, e poi le persone non so dove si ritroveranno. Chiaramente noi non dobbiamo pensare alle discoteche come solo luoghi per i giovani. Io non le chiamo più discoteche, sono appunto locali di intrattenimento
all'interno c'è la ristorazione, c'è una proposta di ballo molto ampia, quindi accontentiamo tanti. Ma ad esempio lei deve pagare anche degli affitti, immagino, no? Dei vari posti. Cioè, qual è la spesa che non si riesce ad abbattere in questa fase? Allora, noi grazie all'attività che la famiglia ha sempre svolto da fine anni 60, siamo riusciti anche ad averle di proprietà le nostre strutture, quindi abbiamo questa fortuna, che può essere anche una sfortuna al giorno d'oggi perché ci sono delle tasse talmente alte. È come pagare un affitto, perché l'IMU e altre tasse sono veramente molto gravose. Chiaramente queste in parte sono state fermate, ma in altri contesti no, tipo quelli degli hotel sono state fermate, ma non per molto tempo ancora. Ad ogni modo ci attendiamo che venga veramente presa in considerazione questa fase, perché per noi è veramente difficile sostenere questo tipo di spese. Dopodiché, dica. No, prego. Sì, anche i mutui ovviamente, perché noi, come ho detto, abbiamo attività di proprietà, però non è che ce le sono state regalate, le abbiamo costruite, acquistate e ci siamo impegnati sacrificando gran parte anche della nostra vita privata, perché sembra che chi opera nel mondo delle discoteche faccia una bella vita. Forse ci sarà anche qualcuno che lo fa, ma parliamo forse di qualche nome famoso che ogni tanto appare nelle TV nazionali, ma non fa parte sicuramente della nostra categoria. Noi siamo lavoratori come tutti gli altri, lavoriamo al pari dei cinema, dei teatri e quelle che gestiscono i concerti e quindi tutte quelle attività che sono comunque a contatto con il pubblico. Senta, lei è ovviamente, io so che poi tra poco parleremo anche col principe Maurice che è lì con lei, ringrazio e siamo anche contenti di questa possibilità in più, perché ovviamente attorno al locale lei aveva contatto e chiudeva accordi con tantissimi DJ, tantissimi performer, quindi tutte queste persone adesso che cosa stanno facendo? Come fanno? Ricordo che ci fu un DJ, non so se sia Brian che aveva chiaramente accusato il governo di aver dimenticato la categoria. Ma sicuramente la categoria è, come ho detto prima, in grave difficoltà e sofferenza. Poi quelle figure che hanno avuto un grande modo di sviluppare la loro immagine sicuramente avranno meno problemi, ma la gran parte di persone che operano nel mondo dei locali certamente è in grave difficoltà, dai DJ, performer, musicisti delle orchestre e tutto quello che è lo spettacolo chiaramente è in grande difficoltà. E infatti quest'anno ricorreva il 50° anno di attività per quanto riguarda il ballo, perché mio padre è iniziato nel 67 come osteria, ma poi il vero momento dove ha iniziato a far ballare le persone è stato nel 70 e quindi quest'anno, nel 2020, sarebbe stato il nostro anniversario e volevamo fare una grande festa per i 50 anni di attività, ma non è stato possibile. Lo stiamo comunque lo posticipate? Posticiperemo, lo stiamo tenendo in caldo come evento, tant'è vero che ho, come detto lei, una persona qui con me che oltre ad essere un amico è un grande performer, conosciuto in Italia e in tutto il mondo, che ha portato avanti sempre l'immagine anche positiva del nostro settore. Ad oggi è anche portavoce del SILB a livello nazionale. Il SILB è il nostro sindacato che si adopera per portare avanti tutte le nostre istanze. Eventualmente dopo ve lo... Sì, no, ce lo passa. Allora facciamo, se è lì ce lo passa volentieri, che così parliamo anche con lui. Principe Maurice, il principe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo, che poi insomma eccolo qua. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti voi, è un piacere parlare ogni tanto in televisione di questi problemi che sono veramente grandi. Io sono diventato portavoce nazionale del SILB, il sindacato
dei locali da ballo, l'associazione che riunisce il 90% delle aziende e di cui Renzo Venerandi è presidente provinciale per Treviso, e soprattutto per la funzione culturale e sociale. Prima Giannino parlava di una funzione appunto economica e sociale, io aggiungo quella culturale. Noi anche se siamo un settore particolare, molto eterogeneo, che racchiude tante realtà, in realtà facciamo cultura, chiamiamola anche pop, nel senso che mettiamo a disposizione di una grande quantità di gente comunicazione su le nuove tendenze, le nuove musiche, creiamo le mode anche. Tra l'altro nell'indotto non possiamo anche dimenticare tutto quello che è appunto l'attrazione turistica che hanno parecchi locali nel territorio italiano, e quindi l'hotelleria, la ristorazione, anche la moda, per dire, cioè, nei nostri locali, nei locali dove lavoravamo, si faceva tutto per apparire al meglio, quindi tutto questo è in questo momento in totale. Tra l'altro questi locali hanno lanciato, come giustamente dice lei, dei DJ con delle carriere che sono diventate internazionali, cioè penso appunto all'Odissea, che ha visto davvero dei grandissimi DJ partire proprio da lì, e poi anche costume, musica. Allora io so che lei è molto amato a Venezia, poi ovviamente è stato direttore artistico di tantissimi eventi veneziani, Giacomo Casanova anche ovviamente nei costumi delle sfilate veneziane, e poi lei è anche direttore artistico per il Carnevale veneziano con l'associazione. E visto che tra poco è febbraio, che cosa accadrà al Carnevale di Venezia? Perché anche qui lo spettacolo, Carnevale di Venezia è spettacolo, ed è uno spettacolo che ha davvero attratto tantissimi turisti a livello nazionale, quindi mettiamo dentro tutto in questo calderone di quello che ci stiamo perdendo, e anche appunto dell'indotto che sta venendo a mancare in una città come quella di Venezia. Allora, il Carnevale quest'anno coraggiosamente lo si vuole provare a fare con quello che si può, cioè con la tecnologia e quindi in streaming. Il programma è bello e nutrito, è ancora work in progress, perché fino all'ultimo non si è potuto sapere se si potevano fare eventuali manifestazioni esterne o meno. Ci saranno delle dirette dal Casino di Venezia. Tutti, diciamo, gli appassionati, quelli che si mettono in maschera e vengono da tutto il mondo al Carnevale, saranno penalizzati perché purtroppo non si può fare assembramento, non si può sfilare, non si può fare nulla. Però cerchiamo di mantenere il fil rouge culturale tradizionale, offrendo questo tipo di spettacolo. È frustrante perché è logico, personalmente preferisco intrattenere 30.000 persone in piazza San Marco e non mettermi davanti a una telecamera, però lo facciamo con passione, lo facciamo proprio per non far perdere l'abitudine alle persone riguardo cose che sono importantissime. Il loisir, il tempo libero è veramente fondamentale, perché è una valvola di sfogo, diciamo, dalla fatica e dallo stress della quotidianità. E poi ha questa funzione sociale, come dicevamo, importantissima, anche proprio sono nate tantissime storie d'amore nei locali nostri, in tutto il mondo, per dire, gente che si è sposata, che ha messo su famiglia, per cui vedere solo il lato negativo. E poi, ripeto, anche la culturale di lanciare mode, di cavalcarle e di fare veramente storia del costume. Senta, mi viene in mente un parallelismo e lei deve dirmi se è un parallelismo corretto o meno, no? In questi giorni i bar non possono rimanere aperti, possono rimanere aperti soltanto per asporto. Abbiamo parlato con alcuni di loro che hanno detto: siamo qui ma è frustrante, lo facciamo perché dobbiamo comunque esserci. Cioè potrebbero chiudere, vendono pochi caffè al giorno solo per asporto, ma vogliono comunque esserci. Mi sembra un po' di sentire quello che lei ci sta raccontando, cioè il Carnevale di Venezia probabilmente sarà un grosso costo anche rappresentarlo in questo modo, ma deve esserci, no? Perché perdere un anno di Carnevale significa perdere qualcosa in più di quella settimana di festa, insomma, qualcosa in più si perde.
Assolutamente sì, io devo ringraziare l'amministrazione pubblica che ha deciso di farlo, ma Venezia del resto è stata molto coraggiosa già anche a partire, che so, dalle grandi manifestazioni, la regata storica che si è svolta correttamente, il Redentore che si è svolto in maniera più tradizionale e religiosa, senza i fuochi, però c'è stato. E adesso anche per il Carnevale, voglio ringraziare anche la Biennale per aver fatto la Mostra Internazionale di Cinema comunque ed è andato tutto bene. Per cui questo messaggio doveva avere una continuità, l'amministrazione ha deciso così, Vela, che è straordinaria nell'organizzare tutti i grandi eventi veneziani, ha messo a disposizione il suo know-how e la sua capacità di organizzare eventi anche di questo genere. È vero, io quando ho annunciato, è uscito sul Gazzettino un articolo proprio l'altro ieri riguardo la mia partecipazione come conduttore delle Marie, che è la manifestazione più bella e più tradizionale del Carnevale, grazie a Bruno Tosi che la ritirò fuori un bel po' di anni fa, ho postato e ho avuto delle reazioni tipo ma no, ma non è niente, che tristezza, che squallore. No, io credo che invece sia bello comunque esserci, avere la volontà di mostrarsi e di continuare con un messaggio di speranza e anche di svago, anche un po' di gioia. Non dobbiamo per forza incupirci e deprimerci del tutto. Certo, la situazione è difficilissima, anch'io ho difficoltà come tutti, però dobbiamo continuare a dare un messaggio positivo. Io sono qui adesso proprio perché tra le mie varie attività sto cimentandomi anche nella scrittura, scriverò la storia qua vicino a me, scriverò la storia straordinaria di Renzo Venerandi e della sua famiglia riguardo questa imprenditoria che, ripeto, è seria. Le discoteche sono una cosa seria, al di là dei disagi che possono esserci quando si lavora nel mondo della notte con i giovani che vanno un attimino educati e controllati. Per il resto sono aziende assolutamente sane e serie per la gran parte e vanno tutelate. L'inquietudine c'è su quando ricominceremo, come ricominceremo, ci stiamo ragionando anche col SILB, soprattutto a livello di comunicazione, perché i nostri contenitori sono i più straordinari strumenti di comunicazione nei confronti in particolare delle generazioni giovani, ma anche in generale nella società. Basta con l'etichettarci, come diceva prima giustamente Giannino, come il capro espiatorio di tutti i mali della società. Cerchiamo invece di rendere funzionali i nostri spazi per la comunicazione positiva, e un'idea in più è anche quella di trasformare di giorno i locali in spazi di cultura, di fitness, sorte di academy per chi volesse implementare i propri talenti. Soprattutto parlo dei giovani. I giovani sono stati molto lasciati andare e si è visto il risultato. Io questa moda delle risse improvvise in giro per tutta Italia proprio la disapprovo, ma mi rendo conto che questi hanno gli ormoni a 1000 e devono in qualche modo sfogarsi, invece di venire magari a fare una chiacchiera, a bere un bicchiere in compagnia, a sentire della musica che gli piace, che potremmo fare in tutta sicurezza se potessimo aprire, vanno in giro allo sbando. Quindi c'è veramente, se ci ragioniamo, una forte funzione sociale e, ripeto, anche culturale. Grazie per aver lanciato questo tema che io condivido essere assolutamente importante. Lo dicono le statistiche: attacchi di panico, depressione, i nostri ragazzi stanno soffrendo tantissimo. L'isolamento e gli spazi di espressione, di creatività che potevano trovare appunto e che voi ci state raccontando erano uno sfogo, ma un'esigenza davvero, no? Anche per poter esprimere se stessi. In questo momento ai ragazzi non è data la possibilità di esprimere loro stessi, e quindi insomma grazie anche per il lavoro che state facendo. Siamo con voi. Aggiornamenti ovviamente voi fatevi sentire se ci saranno novità. Grazie a Giannino Venerandi, Principe Maurice, per questo collegamento. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ecco, allora avete sentito, stiamo lavorando, ci raccontano, per poter aprire i locali anche di giorno e creare degli spazi di cultura, degli spazi di incontro, degli spazi di relazione, quello che sta mancando in questo momento, probabilmente ovviamente quando passerà la fase emergenziale. Andiamo in pubblicità e dopo parleremo di sport e yoga.
Ben ritrovati, ultima parte della nostra edizione straordinaria. Siamo partiti parlando della crisi di governo con un botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Sapete che oggi il centrodestra salirà al Colle per incontrare il Presidente della Repubblica. Ieri era stata la volta di Conte, vedremo che cosa accadrà. Servono 10 senatori per avere una maggioranza solida. Poi abbiamo parlato dell'andamento pandemico, i contagi sono in calo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Zaia ha parlato di terza ondata già in corso, e poi stiamo cercando di capire le ricadute sul territorio di quello che sta accadendo. Ci siamo collegati con la famiglia Vererandi, il principe Maurice, per tutto quello che riguarda il filone dello spettacolo e dei lavoratori dello spettacolo. Adesso parliamo invece di sport, perché alcuni giorni fa vi abbiamo dato la notizia che sulla piattaforma change.org è stata aperta una nuova petizione: riaprite le palestre, le piscine, le scuole di danza. E anche qui c'è in ballo un'altra forma di salute, quella del corpo, quella della mente. Tanti ragazzi, tante persone stanno andando in crisi perché ormai sono mesi che non possono più fare le attività che facevano parte della loro quotidianità. Ne parliamo con Barbara Polloni ed Enrico Di Bernardo. Buongiorno, grazie per essere buongiorno. Con noi. Bikram Yoga People, quindi una scuola di yoga, uno yoga particolare. Il Bikram lo conosciamo, uno yoga che viene fatto ad alte temperature, quindi non è nemmeno uno yoga così facile da replicare online. Allora, innanzitutto parto da te, Barbara. Come vi siete dovuti organizzare anche voi per sopravvivere come tante altre attività del settore? A malincuore ci siamo buttati nello yoga online, che non è la stessa cosa di fare lo yoga in presenza. In quanto non potendo avere gli allievi davanti a noi non possiamo correggerli, e quindi c'è un po' di rischio anche a insegnare online. Quindi diciamo facciamo lezioni online, abbiamo detto ai nostri allievi di vestirsi un po' di più, di tenere la stanza calda, di attrezzarsi per avere una temperatura adeguata per poter praticare in sicurezza. Naturalmente la risposta è quella che è, perché con i tempi che corrono molti di loro sono anche senza lavoro, per cui mentre nel primo lockdown avevamo classi numerose anche di 50-60 persone, in questo periodo ci troviamo a fare lezioni tra le 5 e le 10 persone se siamo fortunati, e alle volte dobbiamo anche cancellarla perché le persone naturalmente sentono che manca la sala calda e manca il contatto con l'insegnante che è lì in sala che li corregge, e quindi tutta questa dinamica viene a mancare e purtroppo. Senti, Barbara, come poi parleremo, no, di quanto può costare per un corpo abituato a fare yoga questo vuoto, questa assenza, e quindi forse il governo sottovaluta magari l'importanza di certe pratiche o di certi tipi di allenamenti. Ma andiamo un po' sul pratico. Che tipo di ristori vi sono arrivati? Cioè, come categoria, per far parlare voi anche a nome di tanti altri, che cosa è stato destinato a voi, e si riesce a sopravvivere con le politiche del governo per scuole come la vostra? Lascio la parola a Enrico. Perché lui gestisce la contabilità. La contabilità, quindi lui ha chiaro tutte quello che sta accadendo. Enrico, come si sopravvive in una situazione come questa per voi, che comunque avete un'attività? Allora, siamo qui, quindi siamo sopravvissuti. Questa è la dimostrazione. L'attività è ancora aperta e devo dire si sopravvive creando una partnership con i proprietari degli spazi, che viene da molto prima del problema del Covid, nel senso che abbiamo investito molto in trovare proprietari con i quali avevamo una connessione al di là di semplicemente avere uno spazio da utilizzare, e loro ci stanno venendo incontro, stanno comprendendo quello che stiamo passando, si rendono conto che perderci come inquilini sarebbe una grave perdita, e quindi cercano in qualche modo anche loro di posticipare,
di venirci incontro. Abbiamo avuto dal governo in particolare, abbiamo avuto ristori che hanno coperto parzialmente affitti, stipendi di insegnanti per quelli che insegnavano online, hanno coperto, uno di noi perché Barbara fa un altro lavoretto part time, non ho potuto averlo, ma io ho potuto avere gli 800 euro mensili come insegnante che non può lavorare, quindi siamo aiutato. Poi siamo riusciti a sospendere per 6 mesi sia il mutuo sulla nostra casa che il mutuo sul prestito che abbiamo fatto per costruire lo studio. E quindi abbiamo ridotto notevolmente il carico, il burn rate, insomma, come si chiama. Sì, alla fine poi anche ci siamo anche appellati alla generosità dei nostri allievi, abbiamo raccolto diverse migliaia di euro in donazioni PayPal dai nostri allievi, perché tutti tifano per noi, ci scrivono, mi raccomando, persistete, non mollate, perché abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di praticare, quindi ci vogliono ritrovare quando... Tra l'altro Enrico, quando eravate aperti, no, voi siete riusciti a garantire il rispetto delle norme, no? Quindi l'assembramento si può fare, no? Quindi forse non l'avete compreso. Ci viene più facile di altre attività perché è comunque un'attività individuale, abbiamo sale di 100 metri quadrati, abbiamo ridotto la capienza notevolmente, a portata a 12-14 persone, in modo che veramente 2 metri di distanza fra una e l'altra, tranquilli proprio. Per di più c'è da dire che tutte le lezioni sono programmate, avevamo già un sistema di prenotazione, non abbiamo dovuto crearlo, quindi non c'è via vai di persone e le classi sono tutte separate a una distanza di un'ora l'una dall'altra, in modo che non c'è neanche accavallamento di persone che entrano ed escono. Quindi diciamo che dal punto di vista della sicurezza noi siamo in grado e stavamo già facendo veramente molto. Infatti durante il mese di ottobre e novembre quando abbiamo chiuso fino a ottobre, però a novembre abbiamo avuto la possibilità di fare delle lezioni come allenamenti, come tante altre palestre hanno fatto, a un gruppo ristretto di allievi che si preparava per le Yogiadi nazionali organizzate dall'Oxen, che è il nostro ente di promozione sportiva, che si sono svolte via online a Roma. Fra l'altro noi abbiamo ricevuto 2 medaglie con i nostri Congratulazioni. Quindi insomma la notizia di chiusura vi ha colto di sorpresa perché si riusciva a gestire, no? Si riusciva a gestire. Allora vi chiedo, perdonatemi, di attenderci pochi secondi, dobbiamo tornare in pubblicità e dopo spiegheremo perché può far male adesso, al di là dei conti, della contabilità di un'attività, perché può aver pesato molto su persone che praticano yoga o praticano sport in generale questo stop del governo. Allora attendeteci, torniamo tra pochissimo. Eccoci ben ritrovati, allora siamo in collegamento con Enrico e Barbara, Bikram Yoga People di Padova, questo prima non l'ho detto, perdonatemi. Allora eccoci qua, stavamo parlando anche della petizione, stavamo cercando un po' di capire come scuole come la vostra stanno gestendo questo stop che di fatto è arrivato dal governo in un momento in cui ci state raccontando nelle scuole ma anche nelle palestre, grazie alle app, grazie alle prenotazioni si riusciva a gestire, no? Si riusciva a rispettare le regole. Barbara, allora chiedo a te, per chi si è abituato negli anni a praticare yoga, a frequentare una palestra, questo stop forzato che cosa significa? Cioè che danni può causare? Beh, guarda Anna, è sotto gli occhi di tutti, cioè io ricevo messaggi, almeno 5-6 messaggi ogni giorno di nostri allievi che mi raccontano un po' che stanno male, che soffrono, che hanno dolori, se persone che sono venute per curarsi. Noi facciamo una tipologia di yoga in cui anche molte dottori ci mandano
le persone a praticare per guarire, per togliersi, soprattutto per persone ansiose. Quindi ti puoi immaginare tutta quella sfera di persone che sono ansiose, che emotive, durante questo lockdown, di nuovo togliendogli la possibilità di venire a fare qualcosa, che riescono a calmarsi, togliendo questa possibilità, adesso tutte le loro patologie, attacchi di ansia, panico stanno ritornando. E quindi vediamo veramente situazioni, non dico gravi, però serie, di persone che dicono che non ce la fanno più, che hanno bisogno di tornare a praticare. E poi oltre al benessere, diciamo, mentale, c'è anche quello fisico, le persone cominciano di nuovo ad avere problemi di salute, motorie, la schiena, c'è anche noi che nonostante siamo insegnanti che magari ci pratichiamo a casa, sentiamo proprio la mancanza di un'attività fisica fatta al caldo, come lo facevamo, prima ne discutavamo, è come se tu avessi una 500 e poi la trasformi piano piano in una Ferrari, quando va a 200 all'ora quando è difficile poi che torni farla andare a 50, comincia a avere dei problemi, quindi il motore comincia a perdere pezzi, comincia a andare male e quindi diciamo il nostro corpo più o meno è una sorta, Barbara, è una sorta di prevenzione anche questa, no? Quella una prevenzione come può essere concepita proprio in ambito sanitario. Allora adesso c'è questa petizione per chiedere di poter riaprire in sicurezza. Che cosa basterebbe per poter garantire la sicurezza? Anche proprio insomma per lanciare un nuovo appello al governo. Quello che noi riteniamo come titolari di uno studio yoga è che vengano rispettate le leggi da tutti e che vengano fatti dei controlli e vadano a trovare chi non li segue, perché diciamo poi alla fine per quei pochi che magari non seguono le regole ci sono quelli come noi che hanno fatto di tutto, hanno attrezzato la sala, hanno cambiato, hanno diminuito la capienza delle sale, gli spogliatoi non vengono usati ma solo per appoggiare e non si fanno le docce, e quindi abbiamo fatto un sacco di cambiamenti e investimenti per rendere tutto in sicurezza. Noi, come diceva Enrico, abbiamo praticato fino a novembre e non è mai successo niente, cioè non abbiamo mai avuto nessun allievo che è venuto a dirci che è stato contagiato o dentro o fuori la sala. E il fatto poi che tu mantieni il tuo corpo in salute e anche uno spirito, diciamo che lo spirito elevato, cioè stare bene anche mentalmente, non buttarsi giù e affrontare la vita in modo sereno, aiuta anche questo, contribuisce a mantenere una vita sana e a superare questi momenti che sono duri per tutti. Io so che Barbara, tu sei anche insegnante ad esempio alle donne in gravidanza, no? Quindi anche questo tipo di aiuto fondamentale, questo accompagnamento per i 9 mesi che poi portano al parto, si è fermato, no? E anche questa è... Sì. Si è fermato, adesso faccio qualche lezione online, però io venendo dal mondo dell'ostetrica, sono infermiera ostetrica, ho lavorato per tanti anni negli Stati Uniti e quindi il fatto di avere le future mamme in stanza con me e discutere tra di noi cosa succede e parlare e dare consigli manca, perché diciamo online il tempo è quello che è, le vedo in una casella piccolina così e alle volte se parli non fai la lezione, se fai la lezione non riesci a parlare, bisogna sempre cercare di trovare un equilibrio, quindi sì, c'è questa proprio mancanza di supporto, anche a guardarsi a 4 occhi, anche se non ci si può toccare, ma il fatto che si è in una stanza assieme
Certo. E quello vuol dire tanto. Secondo voi Barbara, questo periodo un po' di privazione, che è ormai già piuttosto lungo, può aver cambiato la mentalità delle persone nell'approccio alla cura di sé? Guarda, io spero che una volta superato questo lockdown e una volta che ci lasciano aperti, le persone capiscano che la cosa più importante è investire su se stesso, perché abbiamo visto che basta una cosa microscopica come un virus praticamente ad annullare chi siamo. Quindi è importante mantenere il corpo in salute, la mente, anche la mente chiara, serena, perché i pensieri sereni portano ad affrontare qualsiasi difficoltà in modo diverso. Quindi io lo spero vivamente che questo ci sia di insegnamento e che contribuisca alle persone a trovare il modo di mantenersi sani, che non vuol dire solo fare yoga, ma anche altri cicli sportivi. Ognuno deve trovare quello che fa per sé, e quindi questo è un augurio che faccio veramente a tutti quanti, e di poter veramente ritornare a praticare lo sport, lo yoga, poter fare qualsiasi attività motoria che riesca a liberarsi, a liberare la mente e a fortificare il nostro corpo, il nostro sistema immunitario, che poi ce l'hanno sempre detto. È importante, esatto. Grazie. La cosa che ci tolgono è proprio quello. Allora noi ce lo auguriamo, per ora non abbiamo novità, insomma, che il governo stia prendendo in mano la questione sport. Purtroppo siamo nel ben mezzo di una crisi di governo e ovviamente questo non aiuta ad accelerare i tempi, ce lo auguriamo davvero. Grazie Barbara, grazie Enrico per il vostro contributo, grazie davvero, in bocca al lupo a voi, buona giornata. Grazie Anna. Arrivederci. Allora, avete sentito queste le loro parole, io non posso fare altro che salutarvi, il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie per essere stati in nostra compagnia, l'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30, arrivederci.